Porgo un caro saluto al presidente di EFASCE Gino Gregoris, ai presenti in sala e a tutti coloro che seguono in diretta streaming internazionale il 43esimo convegno dei corregionali all'estero. Purtroppo non posso presenziare di persona o in video per un impegno precedentemente preso che riguarda la mia delega alla sicurezza. Parteciperò infatti in contemporanea a un'iniziativa in memoria dei 2 agenti di polizia uccisi brutalmente nella questura di Trieste lo scorso 4 ottobre. Ma il mio pensiero, e non per mero dovere istituzionale, corre sempre a coloro che hanno lasciato le proprie terre per trovare lavoro e fortuna in altri paesi e continenti. Ringrazio l'Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale ai Migranti che, assieme alle altre associazioni riconosciute in regione, permette il prosieguo dei contatti tra chi è andato via e chi è rimasto, ma anche un incrociarsi di tradizioni e culture che possono essere trasmesse reciprocamente per un accrescimento culturale ed economico. Il tema del convegno di quest'anno, Connessi per creare il futuro, l'apporto dei corregionali all'estero per la ripartenza del Friuli Venezia Giulia, è quanto mai azzeccato. Abbiamo passato momenti difficili e li stiamo ancora passando a causa di un'emergenza sanitaria che è presto diventata emergenza economica. E se i corregionali all'estero, tramite le associazioni riconosciute, si sono adoperati per procurare aiuti necessari nella prima fase, sono certo che la loro vicinanza e l'amore per la nostra terra si farà sentire anche in questa. Ringrazio EFASCE per aver organizzato questo convegno, un segno di tenacia nel voler conservare e portare avanti quei valori che negli anni hanno contraddistinto i rapporti tra corregionali all'estero e le loro terre natie, nell'auspicio che l'attività svolta rinsaldi sempre più i legami con il Friuli Venezia Giulia e chi è partito, parte o partirà, ricordi che questo piccolo e meraviglioso angolo di mondo sarà per sempre casa sua. Buon convegno a tutti. Voglio portare i saluti dell'amministrazione regionale per il 43esimo incontro di EFASCE. Un incontro che quest'anno ha una forma diversa da quelle tradizionali perché è svolto in remoto, ma questo non significa meno importante, anzi, proprio nel momento in cui stiamo vivendo, penso che intanto il titolo di questo incontro, Connessi per creare il futuro, rappresenti proprio quel senso di comunità, di connessione, di collaborazione, di aiuto reciproco che deve esserci in particolar modo nei momenti difficili. Anzi, penso che rappresenterà la nostra forza per il futuro. Proprio l'appartenenza, la comunità del Friuli Venezia Giulia può essere un'opportunità per ripartire. E devo dire che il grande lavoro fatto negli anni precedenti ha permesso che questo senso di comunità continuasse a crescere, continuasse a tramandarsi di generazione in generazione e mi auguro possa farlo da qui ai prossimi anni. Quindi oggi voglio testimoniarvi la vicinanza di Regione Friuli Venezia Giulia e prendere l'impegno di continuare le profonde collaborazioni che sono avvenute negli anni precedenti. In bocca al lupo, buon lavoro, ripartiamo insieme. Buongiorno a tutti i presenti in sala e a coloro che stanno seguendo la diretta streaming. Da buon pordenonese avrei preso parte con molto piacere anche quest'anno all'incontro di oggi, ma degli impegni sul territorio già fissati me l'hanno impedito. Non sarò presente di persona, ma ci tengo a far giungere comunque il mio messaggio di supporto verso questa unione di intenti per la ripartenza del Friuli Venezia Giulia. Un'iniziativa che conferma lo spirito di coesione di noi pordenonesi, che sappiamo fare comunità anche quando migliaia di chilometri ci separano dal nostro Friuli. Ed è più che mai meritevole l'impegno di chi oggi vuole concorrere alla piena ripresa del nostro territorio dopo i mesi difficili della pandemia e al di là delle adesioni e dei convincimenti politici di ognuno di noi. Siamo una terra pragmatica, fattiva, che già altre volte ha dovuto raccogliere le sfide importanti. Il Covid ci ha colpiti meno che altrove, siamo infatti la regione del nord più risparmiata dal virus, ma un impatto sull'economia e sull'occupazione è stato comunque inevitabile. Oggi l'Italia intera non è più quella che era prima del Covid, siamo un paese ancora che vive forte l'incertezza e la paura del futuro. Il lavoro svolto dallo Stato centrale per limitare i danni è stato ingente ed ha tamponato per quanto si poteva le conseguenze del lockdown, scontrandosi senza dubbio con una fragilità del nostro sistema che non ha permesso di far filare tutto liscio.
Ma a Roma continuiamo a lottare ogni giorno e su vari livelli per far giungere all'Italia gli strumenti necessari alla ripresa. Lo sappiamo, non è stato fatto semplice e continuerà a non esserlo, ci vorrà tempo per dirci veramente fuori dalle ricadute economiche e sociali del Covid. E se a questo enorme lavoro delle istituzioni centrali si unisce la sinergia dei territori e l'apporto delle risorse più eccellenti che abbiamo nel mondo, possiamo dirci un passo più vicini all'uscita di questo tunnel. Io vi ringrazio, un saluto a tutti e buon lavoro. Eccoci, buonasera a tutti e benvenuti al 43esimo incontro dei corregionali all'estero, connessi per creare il futuro. Benvenuti ai presenti qui nella Sala Giuliani della Fiera di Pordenone e a chi è collegato da lontano, fra poco lo saluteremo. Intanto invito i nostri relatori e ospiti, il Presidente di Fasce, a prendere posto. È un'occasione importante questa, dicevo, di questo meeting annuale dedicato ai corregionali all'estero, organizzato da Fasce, l'Ente Friulano Assistenza Sociale e Culturale e Migranti, per almeno due motivi. Intanto è un'occasione per rivedersi di persona, almeno in parte, e per sentirsi uniti, collegati con chi ci sta seguendo da distanza. È importante per tenere insieme le esperienze di solidarietà di fronte alla malattia che tutto il pianeta sta vivendo, ha vissuto, lo abbiamo sentito anche oggi nel messaggio rivolto agli italiani nel mondo da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Non dimentichiamo che questa malattia non è passata, si sta diffondendo ancora in molti luoghi del pianeta e sta mietendo vittime. Abbiamo certo superato la retorica dell'andrà tutto bene, non è andato tutto bene, non sappiamo ancora come evolverà la situazione, ma abbiamo senz'altro capito l'importanza dei legami sociali, dello sforzo comune, della consapevolezza opposta all'individualismo imperante nei modelli di vita degli ultimi anni. Non ne usciremo da soli, ma ne usciremo insieme, connessi digitalmente, ma soprattutto umanamente. L'altro grande motivo per cui è importante l'incontro di oggi è che non si poteva scegliere momento migliore, più adatto, per parlare di ripartenza e innovazione. Pare che gli orientamenti dell'Unione Europea, del governo nazionale, del governo regionale e gli enti locali convergano verso l'idea di un nuovo accordo per fornire opportunità concrete alla ripartenza. Dovremo dimostrare capacità e coraggio per usare con intelligenza questi fondi, doti che il territorio del Friuli Venezia Giulia ha dimostrato di saper mettere in campo, anche in altre circostanze drammatiche che ha vissuto. Con gli ospiti presenti qui a Pordenone, con quelli collegati, parleremo del rapporto fra innovazione e sviluppo, parleremo di futuro, il futuro che non è solo il tempo che non c'è, è il tempo che non è ancora, un tempo che si nutre di speranza, che si nutre di tensione e che ha molto a che fare con la memoria e con il presente. Il guaio del nostro tempo, diceva Paul Valéry, è che il futuro non è più quello di una volta. Forse non è solo un guaio, ma anche un'opportunità. E Saint-Exupéry aggiungeva che l'importante non è prevedere il futuro, ma renderlo possibile. Ora, questo è il momento per salutare i collegamenti che abbiamo, i segretariati collegati dall'estero. Abbiamo un collegamento dal Venezuela, Marcos Polesel, che vorrei salutare. Abbiamo 2 collegati dal Canada, 2 dalla Romania, dall'Uruguay, 2 dagli Stati Uniti, 7 dal Brasile, 5 dall'Argentina e 3 dal Canada. Benvenuti a tutti, grazie di essere qui con noi questa sera
o in questa giornata, insomma, perché l'orario sarà diverso naturalmente a seconda dei fusi orari. Chiediamo le ragioni della scelta di questo tema e del lavoro di tessitura importante che è stato tenuto dai Fasce negli scorsi mesi, anche grazie ad alcune fortunate trasmissioni su un social network, insomma 4 chiacchiere con, che hanno dato la possibilità di parlare con alcuni giovani che hanno deciso di scommettere sul loro futuro all'estero, partendo da questa terra. Lo chiediamo innanzitutto al presidente di Fasce, Gino Gregoris, che è qui con noi sul palco. O da seduto o dal lambone. Buonasera a tutti voi, e vi ringrazio di essere intervenuti a questo convegno. Il primo saluto lo voglio rivolgere a tutti i nostri corregionali che ci stanno seguendo dall'estero, a coloro che ci seguono in diretta in questo momento e a coloro che vedranno la trasmissione registrata attraverso i nostri canali social e il nostro sito web. Vi giungano, cari amici, i sentimenti della nostra stima ed il nostro ringraziamento per essere sempre stati vicini al nostro Paese, alla nostra regione, alla nostra provincia. Ne avete data dimostrazione durante i terribili mesi che abbiamo trascorso. Il vostro attaccamento alle Fasce e alla nostra terra è commovente e fraterno. Noi oggi siamo qui. Le Fasce pordenonesi nel mondo è qui, viva, vitale più che mai, per lavorare assieme a voi, con voi e anche per noi. Siamo qui e qui con noi ci sono tante autorità che ci onorano con la loro presenza. Io desidero ringraziare tutte le autorità, a partire da uno dei padroni di casa, il Monsignor Giuseppe Pellegrini, il nostro vescovo, padrone di casa dove abbiamo la sede. Ringrazio il vicepresidente della Giunta regionale, Riccardo Riccardi. Ringrazio il presidente del Consiglio regionale, Zanin Piermauro, per la sua presenza. Alcuni consiglieri regionali che sono intervenuti o che ci seguiranno attraverso questa diretta. Centi Stiziano, Dagiau Chiara, che ho visto prima, Zanon Emanuele, che è anche dirigente delle Fasce, Conficoni Nicola, che aveva preannunciato comunque di seguirci, ci aveva salutati. Poi ci sono tanti rappresentanti dei comuni. È un po' lungo, ma voglio perdere un minuto perché per noi le comunità locali sono un elemento di grande importanza. Vogliamo stringerci tutti attorno e quindi perdiamo un minuto, ma ho voglia veramente di citare il comune di Pordenone, che è qui con Eligio Grizzo, che dopo porterà il saluto della città di Pordenone, l'assessore Signore del comune di Aviano, Pezzuti Mario di Azzano Decimo, Gava Andrea di Caneva, Romanin Silvano di Cavasso Nuovo, Laura Recchia di Cordenons, Michele Ciol Fiume Veneto, Bozzonello Carlo di Fontana Fredda, Carlo Spagnol di Sacile, Del Bianco di San Martino, sindaco, Fogolin Federica, vice sindaco del comune di San Vito al Tagliamento, Odorico Enrico, sindaco di Sequals, Ester Filippuzzi di Spilimbergo, Biasutto Oriano, assessore di Valvasone, Arzene, e molti altri che ci seguiranno, ce l'hanno comunicato in diretta streaming. Ma ci sono con noi anche le associazioni dei corregionali, Ziverna Fabio, direttore dei Giuliani nel Mondo, Costantini Cesare dell'Eraple, Corean Graziella Bianco dell'Unione Migranti Sloveni e Gregoretti Lucio, presidente della CLAPE. Ringraziamo ovviamente la Fondazione Friuli, ma di questo riprenderemo un po' dopo i discorsi e i ragionamenti. I tragici momenti legati al diffondersi della pandemia ci hanno costretto a cambiare, rimodulare i nostri programmi e progetti. Abbiamo dovuto cancellare la parte più bella, più toccante e gioiosa, quella legata ai nostri incontri tradizionali, ai nostri scambi culturali ed umani.
Tuttavia non ci siamo fatti imprigionare dal Covid. Abbiamo percorso nuove strade, vi abbiamo raggiunto in tutto il mondo utilizzando la tecnologia che oggi abbiamo a disposizione. Mi rivolgo ovviamente ai nostri corregionali sparsi in tutto il mondo e siamo rimasti in contatto con voi e continueremo a farlo sia con i nostri giovani che vivono e lavorano all'estero, sia con i nostri discendenti di corregionali. Continueremo a sentire le vostre esperienze, i vostri racconti, le vostre imprese, i vostri sacrifici. Se c'è una cosa non negativa che questa pandemia ci ha lasciato è quella di averci messo nella necessità di accelerare la ricerca di nuove strade, quindi di rinnovarci e di innovarci. Guardiamo quindi al futuro senza dimenticarci però di ricordare il passato. Il convegno di oggi si inserisce in quest'ottica. Per certi aspetti è un giorno, quello odierno, che segna un passaggio fondamentale. Non è facile, lo sappiamo, saper coniugare l'emigrazione friulana e italiana più in generale, parlo dell'emigrazione dell'Ottocento fino alla fine degli anni 60 del XX secolo, con la nuova emigrazione, quella cioè di tanti giovani che hanno lasciato l'Italia e continuano ad andare all'estero a portare le loro competenze, la loro laboriosità in altri paesi europei, nell'America del Nord, in Australia, nei paesi asiatici e in Medio Oriente. Non è facile perché diverse sono le differenze tra la vecchia e nuova immigrazione. Non voglio parlarne qui oggi, adesso, perché mi preme maggiormente cercare di capire come queste esperienze possano interagire, come sia possibile costruire una rete che unisca i nostri corregionali nel mondo e quale apporto essi possano dare per la ripartenza e per il rafforzamento della nostra identità regionale e della nostra economia. In questo momento così difficile, così complicato, abbiamo bisogno di tutti, soprattutto di coloro che hanno a cuore l'avvenire della nostra regione. E da queste considerazioni nasce il tema di questo convegno. Saremo in grado di costruire una collaborazione, un ponte a più corsie dove far transitare le idee, le esperienze sia in un senso che nell'altro? Noi, come fasce pordenonesi nel mondo, puntiamo a questo risultato e per questo lavoreremo in futuro. All'interno del nostro direttivo ci sta stuzzicando un'idea per il prossimo anno. Nel 2001 si terrà a Dubai l'esposizione universale, il cui tema sarà collegare le menti, creare il futuro. L'idea è quella di mutuare, prendere a prestito il significato di questa Expo, vale a dire creare un raccoglitore di idee provenienti da ogni parte del mondo, idee per semplificare la vita e migliorarne la qualità e una visione comune per il nostro pianeta. I pordenonesi, i friulani, i giuliano-veneti sono presenti in tutto il mondo e attivi in ogni settore. Perché dunque non utilizzare la loro esperienza? Perché non chieder loro un contributo di idee? Su questo progetto ci lavoreremo i prossimi mesi. Per oggi, intanto, godiamoci questo convegno per il quale voglio ringraziare ancora una volta tutti coloro che ne hanno reso possibile la realizzazione. Grazie di cuore, grazie agli emigranti che ci seguono e che speriamo di riabbracciare presto. Bene, grazie al Presidente Gregoris. Adesso vorrei invitare le autorità presenti in sala a portare il loro saluto, a cominciare da Eligio Grizzo, vice sindaco del Comune di Pordenone, che invito a raggiungere il podio. Bene, ben ritrovati a tutti, buonasera. Collegare vuol dire parlarsi. Quando il Presidente, che ringrazio perché sei bravo, devo dire che hai fatto rinascere un po' le fasce. Io che sto seguendo le fasce da circa 10 anni, devo dire che abbiamo passato dei momenti non facili, ma ci siamo ritrovati. E il collegarsi vuol dire, proprio come dicevo prima, parlare vuol dire lasciare le porte aperte per ogni colloquio e per ogni possibilità futura, sia di parlare del passato,
sia di parlare del futuro. E devo dire che le fasce ha molto futuro davanti, perché ha molte idee. Ecco, mi piace le fasce, io sono il rappresentante del comune di Pordenone, quindi vi porto il saluto del sindaco Ceriani, ma vi porto il mio saluto personale perché è quello che rappresenta la comunità pordenonese. Ci siamo fatti carico anche, insieme a tutti gli altri colleghi che vedo qui, di essere come comune di Pordenone anche il rappresentante dell'intera provincia, perché le fasce rappresenta soprattutto la provincia di Pordenone. Il cuore è nel pordenonese, anche se poi in realtà è un cuore friulano che coinvolge tutta quella che è la terra del Friuli. E quindi io saluto anche a nome dell'intera provincia, perché così la Regione ha voluto che Pordenone fosse città capoluogo, anche tutte le delegazioni a estere che spero mi sentano e mi rivedano come i tempi quando le fasce andavano ai paesi d'oltremare per salutare, per portare il saluto, per cercare di attivare degli scambi, per cercare di muovere un legame che c'è sempre, ma che deve essere talvolta anche tirato per la giacchetta, perché altrimenti si corre il rischio di dimenticare. E noi non vogliamo dimenticarci di chi sta all'estero, perché sono sangue del nostro sangue e perché noi potremo essere veramente i loro precursori nel ritrovarci ancora insieme, nel portare una parola che deve essere una parola di scambio, di saluto, ma anche di progresso. Un progresso che può funzionare all'estero, come stanno facendo molti giovani nostri, ma è un progresso che comunque noi abbiamo anche qui nella nostra terra e vorremmo portare a loro. Però questo fa il paio anche col ricevere le idee dei giovani italiani che sono all'estero, ma anche degli anziani italiani che sono all'estero, cioè quelli che sono stati i precursori di questa nuova nostra avventura. Proprio nel salutarli dico anche ai giovani: guardate, noi siamo disponibili, forse saremo anche datati mi pare che il direttivo a persone di una certa età, non sono tutti giovani, però siamo aperti ad ogni cosa, siamo aperti ad ascoltarvi, siamo aperti a valorizzarvi e soprattutto a ricordare che, come dicevo prima, il filo che collega la vostra vita con la nostra è ancora bene, saldo, pronto per essere riattivato e soprattutto per riportare il cuore sia a casa nostra ma anche a casa vostra. E con questo porto il saluto di nuovo del sindaco Ceriani e dell'intera giunta per dirvi: siamo qui, faremo un buon lavoro. Ringrazio anche Monsignor Vescovo che è qui con noi, che ci supporta sempre in ogni iniziativa, e quindi grazie a tutti voi, grazie ai rappresentanti della Regione e grazie a ognuno di voi che sta qui perché ha a cuore le fasce. Buona giornata a tutti. Grazie Eligio Grizzo, vice sindaco del Comune di Pordenone. Adesso invito il Presidente del Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, a salire sul palco. Chiedo a tutti un saluto breve, naturalmente, per poter poi procedere anche con tutti gli altri ospiti e interventi che abbiamo previsto. Grazie. Sarò molto breve, anche perché la Regione è stata ben rappresentata dal suo Presidente, dall'assessore, poi c'è anche il Vicepresidente. No, un saluto a Gregoris, Presidente di EFASCE, e attraverso lui a tutti i suoi collaboratori, sia in patria che fuori da questa straordinaria Regione, da questa straordinaria provincia. Un saluto alla Sua Eccellenza, al Vice Governatore, al Vice Sindaco di Pordenone, a tutti gli amministratori, al Presidente degli Industriali Agrusti, ai colleghi in presenza e collegati via streaming. No, io credo che è stimolante il titolo che avete dato a questo incontro, oltre che la formula, connessi per creare il futuro. Allora io credo che su queste 3 parole di fatto si possa giocare anche la tessitura della programmazione della fase 3, col quale dobbiamo in qualche modo confrontarci. Perché molte volte si sente solo parole di pessimismo, no? L'economia, la crisi economica sarà più grave di quella sanitaria, la crisi sociale, ma io credo che da tutte la crisi, la parola crisi ha in sé un senso profondo, quello della crisi nasce qualcosa, è un momento di rottura che serve come opportunità, crisi anche opportunità. E allora credo che queste siano 3 parole che sposano bene le opportunità che dovremo cercare di raccogliere nel futuro. Connessi vuol dire la pandemia ha fatto scoprire qualcosa che sembrava ineluttabile. Noi eravamo spinti verso una globalizzazione, sembrava che tutto doveva essere globale, tutto doveva sciogliersi in una sorta di idea globale, di valori globali, di identità globale,
cioè non più individui ma consumatori. Era questo un po' il disegno verso cui ci stavano portando. Ecco, questa pandemia invece ha fatto scoprire il locale, ha fatto scoprire ed esaltare le capacità locali di risposta a un problema che era sì globale, e infatti le risposte sono state diverse, e il Friuli ha dato una risposta sicuramente sopra le righe rispetto a quelle di altre realtà e di altri paesi che ancora oggi erano la guida di quell'idea globale, che oggi non riescono attraverso il loro locale a risolvere questo problema. Pensiamo al Brasile, agli Stati Uniti, alla Russia. Allora questa è la prima cosa, quindi la connessione deve essere una connessione che deve salvare l'identità locale che ci ha salvato da questa pandemia, ma deve essere in qualche modo collegata con le altre esperienze in giro per il mondo. E questa sorta di network mi sembra sia molto ben rappresentata dalle fasce. È proprio una rete di persone che hanno le stesse identità, anche se magari è la stessa cultura, la stessa tradizione, la stessa origine, che si sono così irradiati in tutto il mondo e hanno conquistato il globale, ma avendo ben chiaro cos'era il locale, la loro tradizione, la loro identità. E questo secondo me è una connessione positiva. La seconda cosa, velocemente, creare. Questa regione ha bisogno di fare figli. Cioè noi non possiamo immaginare di vincere le sfide del futuro con il più alto indice di natalità e diciamo, la demografia scarsa che abbiamo. C'è un problema, e lo dico a me come legislatore, lo dico alle istituzioni a tutti, c'è un problema che noi vinciamo il futuro se riusciamo a far ripartire, perché senza cittadini non c'è regione, non c'è popolo, non c'è identità, e quindi c'è un problema demografico in questa regione, in questo Paese, in questa Europa, su quale bisogna riflettere. Credo che su questo ci sia la necessità di un'azione da parte di tutti. E poi l'ultima parola, il futuro. Ecco, il futuro secondo me è quella idea, no, del tempo che dovrà venire, che però è strutturalmente figlio del tempo che stiamo vivendo. Cioè il futuro saremo noi a saperlo creare in maniera proattiva, che sia un'occasione, un'opportunità anche da questa crisi, se riusciremo in qualche modo a ripercorrere quei valori, quelle identità, quella tradizione che il Friuli ha e che ha saputo irradiare in tutto il mondo attraverso le persone che per necessità prima e per opportunità oggi lasciano questa nostra regione rimanendo allegati attraverso quel filo di connessione che dicevo prima, che può essere la vera opportunità per il futuro. Buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie al Presidente del Consiglio regionale. Ecco, adesso è il momento del saluto del rappresentante dell'esecutivo, del governo della regione, il vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Ecco, giustamente sì, le scale sono da questa parte per evitare difficoltà. No, dobbiamo prestare attenzione a tutti gli aspetti della salute. Intanto anche da parte mia un saluto, non aggiungo quello del Presidente della Regione che l'ha già fatto in maniera diretta. Un saluto a tutti voi che siete in sala, eccellenza, a chi ci ascolta, a chi ci guarda, ai relatori. Ma consentitemi un saluto affettuoso al vostro Presidente. Ha già preso i complimenti del Vice Sindaco di Pordenone. Però io vi devo svelare un siparietto di questa cosa. Dico, ma scusa, guarda che io non ho la delega di questa cosa, perché devo venire io? Queste sono le amicizie che nascono anche se puoi avere delle opinioni diverse. Noi siamo stati in Consiglio regionale insieme 5 anni, un'intera legislatura. Abbiamo sempre fatto un lavoro con grande rispetto e io conosco il valore prima del sindaco, dopo del consigliere regionale e soprattutto dell'uomo che credo ha fatto Eligio a ricordare come il suo impegno oggi ci porti qui e porta l'attenzione a questa importante organizzazione nel fare questo lavoro. Non sono cose scontate, l'ha detto molto bene il Presidente del Consiglio regionale, non sono assolutamente cose scontate e io penso che questa formula alla fine non abbia altro che ripetuto quello che abbiamo imparato nel corso di questi mesi. Se noi abbiamo gestito questa vicenda complicata, dove penso questa terra ancora una volta ha dimostrato di poter dare un esempio, poi dirò 2 cose sull'esempio, perché penso che coloro che ci ascoltano da lontano, come noi siamo orgogliosi di loro, abbiamo l'ambizione che loro possano essere orgogliosi di noi. Questa è una di quelle formule che noi abbiamo adottato ogni giorno.
Il governo della crisi è stato fatto, noi ormai lo chiamiamo il bunker della protezione civile di Palmanova, dove si prendevano le decisioni con persone che erano lì, ma con molte persone che non erano lì. Il governo delle terapie intensive, il governo degli isolamenti, il governo delle decisioni difficili, il governo della solidarietà, il governo delle decisioni nelle quali questa regione a un certo punto, in una forchetta che si riduceva tra i posti delle terapie intensive che purtroppo in questi giorni siamo stati costretti a riaprire, le scelte rispetto alle altre regioni, quando altre regioni classe 1970 stavano fuori dalle terapie intensive perché non c'era posto. Questa terra ha ritornato la grande solidarietà che ha avuto. Abbiamo fatto partire camici per la Sardegna, altrimenti gli ospedali si chiudevano. Abbiamo portato a casa ragazzi che sono tornati a casa con le loro gambe dalla Lombardia. Ecco, io credo che questa esperienza, lontano da qui, debba essere ricordata e quindi credo che questa modalità alla fine ci fa sentire un po' tutti più vicini. Abbiamo imparato a utilizzarla e io penso che questa sia una di quelle cose positive che abbiamo imparato, come credo sia altrettanto importante. Riflettere, vedo i relatori e soprattutto vedo una relatrice molto giovane. Io credo che l'altro aspetto, l'ho ricordato il Presidente del Consiglio, il grande interrogativo che abbiamo è capire se oggi l'immigrazione è il frutto ancora di una condizione di crisi oppure se è una condizione di crescere, di poter crescere. Ma anche dentro la crescita c'è un elemento di preoccupazione, perché se sei costretto ad andare per il mondo per crescere, dobbiamo domandarci delle ragioni per le quali non riusciamo a far crescere all'interno della nostra terra. Penso che sia un aspetto importante della competizione e della cultura che nel mondo c'è. Credo comunque orgogliosi di questa terra. Ricordo sempre le parole del compianto senatore Toros, il quale, quando doveva raccontare una delle pagine più importanti del terremoto, che si è ripetuta nella solidarietà che questa terra ha avuto nel corso di questi mesi. Pensate, noi abbiamo avuto oltre 10 milioni di euro di donazioni. E quando la donazione alla solidarietà internazionale era protagonista nella storia del terremoto, Mario Toros diceva sempre: perché vi domandate perché ancora c'è la solidarietà internazionale verso il Friuli? Perché alla fine i friulani se ne sono andati in giro per il mondo e si sono fatti conoscere. E questa credo sia una grande lezione che noi non dobbiamo dimenticare, perché alla fine i nostri sono andati nel mondo, hanno fatto diligentemente il loro lavoro, si sono comportati bene, hanno fatto crescere quei paesi e quindi era normale che in quell'esperienza, come è stata in questa, ci fosse una solidarietà importante e storie importanti. Noi ascolteremo, io cercherò di fermarmi per ascoltare queste storie, però credo che sia importante anche dire come stiamo andando avanti con i problemi, anche per ascoltare dai nostri amici che se ne stanno da qualche altra parte del mondo quello che è accaduto a loro, ma soprattutto quello che è accaduto a noi e quello che sta accadendo a noi. A noi sta accadendo rispetto al virus una realtà molto diversa da quella che abbiamo vissuto e abbiamo superato prima di tutto per due cose importanti. La prima, il comportamento del nostro popolo. È stato d'esempio, rigoroso, ha rispettato le regole, è stato attento osservatore del rispetto delle regole rispetto a coloro che stavano vicini. Quindi credo che questo sia il primo ingrediente vero. Il secondo, alcune decisioni credo importanti anche in momenti dove non c'erano le ragioni per fare chiudere le scuole quando non avevi un caso di contagio. Ecco, io credo che questa sia stata l'altro elemento importante di tutta questa vicenda che ci ha fatto registrare. Mi ha fatto piacere ascoltare il deputato del Movimento 5 Stelle che ha riconosciuto questo lavoro. Ed è un lavoro che non si fa dividendosi. Il governo, le regioni, noi abbiamo tenuto questo comportamento sempre. Non ci si divide a fare maggioranza e opposizione in momenti di emergenza. I conti si fanno dopo e il dopo deve ancora arrivare. Soprattutto in una condizione di grande delicatezza che è quella che stiamo attraversando.
anche oggi 5 nuovi casi. Sono numeri bassi, limitati, le coperture intensive sono 2, però questa esperienza ci insegna che tu non devi drammatizzare, ma non devi sottovalutare il minimo particolare. Anche questi casi limitati rappresentano un fenomeno di importazione e anche qui non dobbiamo dividerci rispetto alla lettura delle diverse opinioni, delle diverse culture, convinzioni, opposizioni che possono dire che questo sia un tema dell'accoglienza. Questo non è più un tema dell'accoglienza, sul quale ci possono essere delle opinioni diverse. Quindi noi dobbiamo proteggere il modello di salute. Dobbiamo consentire anche alle persone che arrivano qui, indipendentemente da come arrivano, di avere una condizione di tutela della sanità per loro e per tutti che loro possono incontrare. I casi di importazione sono il 95% dei casi che stiamo registrando nelle ultime settimane. Questo pone la necessità di una sorveglianza sanitaria unica tra paesi confinanti, impone a questa Europa, della quale tutti ancora ci chiediamo, convinti delle ragioni della sua esistenza, la necessità di una sorveglianza sanitaria omogenea, perché altrimenti le valutazioni non sono diverse, possono solo essere diverse, e soprattutto pensiamo che per la salute di tutti sia necessario un controllo che tenga conto soprattutto di quei paesi che oggi registrano un elevato contagio, pur essendo questo relativo, non conoscendo le regole, i protocolli e gli strumenti con i quali si fa la sorveglianza sanitaria, che in questo Paese e soprattutto in questa regione, altro elemento estremamente importante, noi abbiamo fatto cercando di procedere e devo dire riuscendo a proteggere le nostre persone con un servizio sanitario straordinario, con un sistema di protezione civile straordinario e con una solidarietà di una comunità straordinaria che oggi segna un'altra pagina nella sua relazione con i nostri connazionali all'estero e sicuramente sarà un'occasione importante per raccogliere ulteriori elementi di riflessione e di esperienza che ci faranno crescere a tutti. Davvero buon lavoro. Ecco, grazie Vicepresidente Riccardi per questo intervento, anche mi sento di dire niente affatto retorico, insomma la nostra scaletta sta già un po' saltando, ma direi che va bene così, insomma, quando gli interventi sono autentici, quando le persone hanno naturalmente qualcosa da dire in modo autentico anche, è bene così. Ed è un segno, tra l'altro, lo dico rivolgendomi alle persone che sono collegate con noi, anche dell'importanza che si vuole attribuire a questo evento, con queste autorità che sono presenti e che vogliono mandare il loro messaggio. Più volte evocato, abbiamo il saluto anche, e ci onora con la sua presenza, di Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Pellegrini, Vescovo di Concordia Pordenone, che invito a raggiungere il palco per un breve saluto. Buonasera a tutti, a tutte, a noi qui presenti, pochi ma e tanti altri connessi veramente in giro per il mondo. Ecco, sono stato anch'io molto contento che questo convegno potesse essere fatto, proprio perché abbiamo bisogno di segni concreti anche di vicinanza, ma anche di ripartenza. E il fatto di connetterci con gli altri, visto che il tema di questo convegno è fondamentale proprio ai nostri giorni, ma connessi in tutte le dimensioni, connessi con tutti i nostri connazionali all'estero, certamente, connessi tra di noi, ma anche connessi tra le generazioni. Prima è stato accennato. È importante che questa realtà, le fasce, ha sempre, almeno già da quando sono io qui presente, ho sempre visto un'attenzione anche significativa e particolare per i giovani, sia i giovani figli dei nostri connazionali, ma sia anche se non è facile mettersi in contatto, connettersi anche con i tantissimi giovani che dal nostro territorio vanno in altre parti del mondo. Ma non solo, credo, per trovare fortuna, non solo per questo, perché potrebbero trovarla anche qui, no? Ma per quello che è l'animo giovanile,
il desiderio anche di andare, cioè di fare nuove esperienze. E credo che per noi sarebbe significativo essere capaci di connetterci anche con questi, proprio perché allora saremo capaci di fare circolare persone ed idee, no? Quando siamo connessi, quando ci apriamo, scopriamo che possiamo trovare ancora di più la nostra vera identità, perché si cresce non chiudendoci ma aprendoci agli altri. Quindi il mio augurio è anche che da questo convegno, ma dalle iniziative che poi sono state accennate, si possa veramente dare una nuova svolta anche alle fasce per essere ancora più presenti, per essere ancora più attenti sia alle generazioni sia alle persone all'estero, che sono però parte del nostro territorio. Grazie anche a tutte le autorità presenti e buona serata a tutti. Bene, grazie. Adesso entriamo nel vivo, insomma, degli argomenti di questo incontro. Prima di introdurre, insomma, il dialogo che avremo con i nostri ospiti qui sul palco, che fra poco vi presenterò, chiediamo ad un'altra personalità importante che ha voluto essere presente a questo incontro di raccontarci un po' qual è lo stato dell'arte, insomma, della situazione produttiva. Insomma, oggi parliamo di creatività, di produzione, di ripartenza, di crescita, di sviluppo e di innovazione. Chi meglio allora del presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, può interpretare con un indirizzo di presentazione, una keynote, come si dice, questo nostro dialogo di oggi. L'intervento che farà, insomma, ha avuto come titolo, insomma, accompagnare il Friuli Venezia Giulia fuori dall'emergenza tra realismo e innovazione. Michelangelo Agrusti, presidente Confindustria Alto Adriatico. Anch'io mi associo a tutti i saluti, non a tutti. È dentro nel concreto un titolo impegnativo, complicato, però voglio dirvi innanzitutto che mi intriga anche il titolo che avete, connettersi per ripartire, cos'è? Per creare il futuro. Per creare il futuro. Beh, la questione della connessione ha tanti significati, compresi una serie di significati tecnologici, no? Abbiamo scoperto in questo periodo la possibilità di lavorare a distanza, il famoso smart working, che io non apprezzo in modo significativo, lo considero una eccezione importante che può servire in periodi di emergenza, ma sottrae al lavoro quella condizione essenziale della condivisione fisica di scelte, di programmazioni, di attività, creando tra l'altro una pericolosa tendenza nell'ambiente della fabbrica, con una nuova divisione tra colletti bianchi che possono permettersi di esercitare lo smart working e tutte blu che non possono portarsi un tornio a casa. Ma di questo magari poi ne farò cenno. Voglio dire qual è la situazione oggi di questo territorio. Parliamo del territorio pordenonese, ma potrei parlare del territorio di questa regione, se mi consentite. Devo dire che io ho contestato una stima fatta da un istituto ingaggiato dalle Camere di Commercio che dava tutta una serie di segni meno negativi. Avremo il meno 60% della produzione, il meno 50% di quello. Peccato che il giorno stesso il Sole 24 Ore pubblicava una stima istantanea di quel giorno fatta sul mese precedente. La produzione industriale in Italia era cresciuta a giugno del 42% rispetto a maggio. È vero che noi uscivamo da una fase di quasi sospensione del processo economico. In realtà qua non è mai stato così. Il 70% delle aziende qua hanno sempre lavorato attraverso una serie di protocolli stringenti che abbiamo fatto, dove
con la Regione ancora prima che i governi mettessero i vari DCPM, quindi tutte queste misure suggerite successivamente. In accordo con le organizzazioni sindacali siamo riusciti a far diventare le fabbriche il luogo più sicuro anche nel momento peggiore della pandemia e siamo riusciti a mantenere acceso il motore della produzione in questo territorio. Dopodiché, quando alla fine siamo riusciti in condizioni, dopo i famosi codici Ateco, una cosa farneticante, medievale, per cui dovevamo inseguire le iscrizioni delle aziende nelle camere di commercio, le abbiamo estese con qualche fantasia per quanto riguarda vari settori. Abbiamo inventato che la Fazioli era un'industria strategica del paese, perché almeno quanto le grandi acciaierie, perché altrimenti non avrebbe potuto lavorare, perché era un'azienda che poteva creare contagio, una cosa assurda. Ci siamo riusciti facendo capire alla Commissione che Fazioli era Stradivari e che Stradivari non potevano dire di non fare i violini, e quindi siamo riusciti a fare anche queste produzioni di nicchia. Oggi possiamo dire che tutti i settori trainanti di questo territorio hanno una crescita insperata, fortissima, a 2 cifre, addirittura più forte in alcuni settori della situazione di pre-crisi. Ci sono tante spiegazioni che ci siamo dati, alcune molto plausibili, però questa è la realtà. Non sappiamo se questo trend durerà ancora a lungo nel futuro. Gli ordini sono un po' rallentati per quanto riguarda l'ultima parte dell'anno, ma non si sono estinti. Quindi noi ci attendiamo una fase finale dell'anno non così drammaticamente negativa come si prevedeva all'inizio, anzi con forti dosi di recupero. Anche il settore dell'elettrodomestico ha avuto un impulso molto forte verso l'esportazione, anche nel mercato interno. Probabilmente anche il lockout ha giocato un suo ruolo favorevole in questo senso, perché la gente che è vissuta in casa si è resa conto che doveva efficientare la propria abitazione, migliorare le proprie condizioni di vita. Vi faccio un esempio: un'azienda come la Iacuzzi, che viveva in maniera stentata negli ultimi anni, avendo smarrito il collegamento tra prodotto e brand straordinario come Iacuzzi, in questo momento il lead time per la produzione di una mini piscina è 3 mesi, perché anche lì sembra che improvvisamente la gente ha voluto mettere nel proprio giardino una piscina, magari pensando a un futuro, uno secondo lockout, per cui si sta attrezzando, lo dico facendo tutti gli scongiuri possibili. Ecco, questo vuol dire che dobbiamo sempre ricordarci un elemento fondamentale: noi siamo la seconda potenza manifatturiera europea, siamo la 7ª potenza manifatturiera del mondo. Questo ha un grande significato e avrà un grande significato anche sulle politiche economiche che dovremo fare per il futuro. Vedete, noi non possiamo riempirci di debiti per dare sussidi a tutti per l'eternità, perché questa cosa qua ci porta al Venezuela, di cui magari qualcuno vorrà parlare, perché sembra che il problema del Venezuela sia stato espunto dalle discussioni di tutte le organizzazioni, di tutti gli italiani nel mondo, compresi i nostri. Io mi sono permesso di organizzare da solo una manifestazione con Confindustria di sostegno per la democrazia e la libertà in Venezuela, non so se Gregori se la ricorda. Non c'è stata una grande passione a sostenere questa battaglia con i nostri amici friulani, ai quali abbiamo fatto arrivare un sacco di aiuti attraverso vie veramente drammatiche. Però magari queste cose ne parlerete voi. Quello che voglio dirvi io è questo: l'innovazione è un elemento decisivo per creare una ripartenza che guardi al futuro, e l'innovazione è fatta di tante cose. È fatta di tante cose, innanzitutto però riguarda la formazione del capitale umano. Questo Paese deve investire grandi risorse nella scuola, deve investire grandi risorse nelle università, nelle scuole superiori, negli istituti tecnici superiori. Noi abbiamo fatto delle esperienze straordinarie in questo territorio, il famoso sistema Pordenone, legato università, istituti tecnici superiori,
polo tecnologico, fabbrica modello. Questo sistema sta producendo competenze di qualità, molte delle quali restano sul nostro territorio e sono l'elemento chiave per la trasformazione digitale delle nostre aziende. La famosa transizione verso il 4.0 è esattamente questa, ha bisogno fondamentale di una formazione efficiente ed efficace per traguardare questo obiettivo, che non è fatto solo di macchine che sono connesse tra di loro, perché queste macchine hanno bisogno degli uomini. Abbiamo bisogno di fare un grande sforzo per evitare che la transizione verso il digitale si trasformi in un bagno di sangue dal punto di vista occupazionale, di riconvertire anche le maestranze attuali ad essere operai digitali, tecnici digitali, e questo è un lavoro che stiamo cominciando a fare con successo col polo tecnologico e con la fabbrica modello di San Vito Tagliamento, che tra l'altro con un investimento garantito dalla Regione di 3 milioni di euro triplicherà i suoi spazi, le sue dimensioni e le sue attrezzature tecnologiche, tanto da diventare il primo hub 4.0 d'Italia, oggi frequentato da giovani di moltissimi paesi del mondo. Ecco, quindi il primo investimento che mi sento di dire che è urgente, indispensabile, è quello della formazione, perché vedete, voi parlate di nuova immigrazione. La nuova immigrazione non è fatta solo di giovani scienziati che vanno all'estero, di giovani ricercatori, sempre vanno a ricercare, sono bravissimi. Io spero che poi si creino le condizioni perché portino le competenze maturate altrove, tornino a portarle anche qua, in modo che abbiamo anche qua la possibilità, la capacità di fare ricerca avanzata. In una regione come questa poi, dove c'è un fiorire di parchi tecnologici che vanno messi in rete, ma sono sicuramente una risorsa straordinaria. Trieste quest'anno è la città della scienza per quanto riguarda la comunità europea, e quindi c'è un riconoscimento che questo territorio ha delle vocazioni specifiche in questa direzione. Però ricordiamoci che su 10 italiani che vanno all'estero, 8 vanno a fare i camerieri. Non pensiamo che sia immigrazione intellettuale. Ecco, per cui dobbiamo sempre tenere conto che esiste ancora l'immigrazione con la valigia di cartone. Non sarà di cartone, sarà di plastica, vituperata plastica, però quell'immigrazione lì c'è ancora. E c'è soprattutto al sud del paese, ed è un'immigrazione massiccia. Partono con le corriere da Reggio Calabria per andare a Duisburg. Ecco, quindi l'obiettivo che dobbiamo realizzare è quello di creare veramente una connessione tra il presente ed il futuro, ma ripeto, noi stiamo preparando un piano da presentare a Riccardi, che non vedo perché purtroppo è troppo alto per me questo podio. Ecco, tu mi vedi? Stiamo preparando un piano che noi abbiamo chiamato il piano dei 200 giorni, perché invece di fare un piano che traguardi qui ai millenni, dove insomma ci penserà qualcun altro, noi abbiamo pensato di preparare questo piano per i 200 giorni per capire come possono essere impiegate per infrastrutture, formazione, digitalizzazione, diffusione della banda larga veloce in questa regione quando arriveranno le risorse, quei famosi 230 miliardi, i 40 miliardi del MES che spero arrivino rapidamente, così li mettiamo tutti per efficientare il nostro sistema sanitario, recuperiamo risorse per l'altro sul bilancio della regione Riccardi. Ecco, quindi noi abbiamo bisogno di programmare quello che dovrà succedere, noi daremo questo contributo al governo regionale, al consiglio regionale, daremo questo contributo per far capire quali sono le cose che dal nostro punto di vista vanno messe a terra nei prossimi 200 giorni come progetti esecutivi nel momento in cui arriveranno i quattrini e si debbano spendere ed investire subito. Concludo rapidamente. Digitalizzazione. Noi stiamo assistendo a un fenomeno paradossale. Parliamo tutti della diffusione della banda larga, poi abbiamo una serie di sindaci incolti, tecnologicamente ignoranti, che stanno facendo campagna contro il 5G. Stanno delibere comunali, vi ricordate come nei nostri comuni c'erano comune denuclearizzato? Ogni tanto Casarcia era nuclearizzato, arrivava ad Arzane ed era denuclearizzato.
Cioè, da noi avevamo il rischio colossale perché non eravamo siccome ero sindaco io non mi sono mai denuclearizzato, no? Prima mi sembrava una stupidaggine colossale e spendere soldi per un cartello stradale che scrivesse una stupidaggine. Adesso la battaglia è per quanto riguarda il 5G, no? Le onde elettromagnetiche. Vedremo quando arriverà il nuovo vaccino, no? Se rispunteranno di nuovo i Novax, perché quelli bisogna prenderli uno per uno e non darglielo, perché li prendiamo in parola stavolta. Ecco. Ma il problema del 5G, che è la tecnologia del futuro, l'Internet delle cose, che servirà a diffondere anche all'interno dei sistemi produttivi dei sistemi di connessione, di connettività assolutamente indispensabile. Voi sapete che esistono anche le reti 5G indoor all'interno degli stabilimenti industriali, sono già realtà che stiamo installando un po' dappertutto. Beh, ma mi accorgo che anche nella mia regione ci sono i sindaci che fanno campagne contro il 5G. Ecco, voi capite che c'è una contraddizione tra invocare il futuro, a meno che il futuro non sia quello silvopastorale che invocano i fautori della decrescita infelicissima come quella che abbiamo appena visto accennare in questo periodo. Quindi questo è quello che volevo dirvi, è una cosa, è un pensiero che affido a tutti voi. Le fasce si è assunto una responsabilità con questo, parlando di queste cose, e sono convinto che dobbiamo guardare con solidarietà e tanta simpatia i nostri corregionali, i nostri pordenonesi all'estero che stanno vivendo in modo drammatico, forse più drammatico di noi, la fase più acuta della pandemia. Loro sono stati generosi nei nostri confronti, dovremmo pensare in che modo aiuteremo le nostre comunità e potremo aiutare le nostre comunità lì, non dimenticando che c'erano paesi che erano già in crisi come l'Argentina e in una situazione drammatica come il Venezuela. Ma io chiederò a Gregoris e a Tubero, visto che io sono socio associato alle fasce, quindi come socio, vi chiederò un focus sul Venezuela, così magari ve ne interessate. Grazie. Ecco, allora prendiamo subito in parola questo invito, iniziamo a dialogare di questi temi legati all'innovazione e allo sviluppo con due protagonisti, uno locale, insomma, qui alla mia destra, un imprenditore, Paolo Vernier, e poi con Anna Bortolussi, insomma, che invece sta svolgendo la sua esperienza all'estero. Cominciamo con Paolo Vernier, imprenditore, designer, radicato nel territorio pordenonese, con lo sguardo e l'intelligenza rivolti anche all'estero, disegna sedie fin da piccolo, anche queste su cui siamo seduti qui appartengono alla sua azienda. Ha imparato molto presto, insomma, a procedere dall'idea alla progettazione, alla realizzazione. Ogni difetto tecnico, dice di lui, insomma, rappresenta uno stimolo per migliorare, per trovare le soluzioni più ingegnose. Ha creato un'azienda, la MIDI, nel 1988, con sede a Cordovado, nella quale ha saputo unire sia le capacità tecniche che le capacità di ideazione. Conosciuta azienda in tutto il mondo, insomma, in questo momento. E Paolo Vernier non smette di viaggiare, di conoscere, di imparare, a portare in azienda, insomma, esperienza e competenza manageriale e creativa. Allora, Paolo Vernier ha scelto di rimanere in Italia, in Friuli, di andare verso il mondo con i suoi prodotti e la sua creatività. Erano tempi diversi da questi, gli anni in cui l'azienda è nata, soprattutto per il nord-est, quando la prospettiva di tentare una strada di successo all'estero non era forse così ben vista fra i giovani e le persone con spirito imprenditoriale, come in parte, abbiamo sentito anche poco fa, in parte può essere oggi invece. Non era così normale, insomma, ecco, andarsene via, anzi bisognava riscattare un passato anche di emigrazione. Che cosa potrebbe trovare oggi un giovane imprenditore in Italia, nel nord-est in particolare, per spingerlo a tentare la sua avventura in questo territorio? Beh, buonasera a tutti e prima di tutto un caro saluto agli amici imprenditori che sono in tutto il mondo.
E che cosa può trovare un giovane imprenditore? Io direi nella nostra zona, soprattutto nel nostro territorio, può trovare di tutto. A cominciare proprio qui a Pordenone abbiamo il polo tecnologico, dove diverse start-up stanno iniziando il loro percorso. Abbiamo a Trieste la Science Park, dove un laboratorio, una fucina di idee, dove nascono molti imprenditori. Abbiamo la regione che dà dei contributi pari al 50% sulle nuove attività, con dei processi molto ben definiti. Abbiamo la Camera di Commercio che ci aiuta a partire, abbiamo Friulia che può entrare nel capitale sociale, abbiamo diverse opportunità. E poi devo dire che ci sono anche diverse strutture già pronte per poter insediare le nuove start-up. Abbiamo negozi, abbiamo uffici, abbiamo tutto quello che serve. Però secondo me a volte si dice che per iniziare una nuova attività servono tanti soldi. Io dico, è vero, meglio, però io vi porto la mia esperienza personale. Io sono partito 32 anni fa e ho messo sul tavolo 5.000 euro, quelli che avevo, 5.000 euro. Non ne ho messi altri in azienda. Ho cominciato a prendere in affitto un pollaio, ho mandato fuori i polli e sono entrato io. Ho preso delle macchine in affitto e sono partito un po' alla volta, lavorando ovviamente, e sono partito. Adesso ho un'azienda che ha 75 dipendenti, facciamo circa 20 milioni di euro di fatturato, vendiamo in tutti i paesi del mondo, facciamo un prodotto di design, siamo veramente contenti di quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un percorso molto bello, molto importante. Per questo voglio dire che non è importante a volte la quantità di soldi che si investe per fare un'attività. Ecco, grazie. Messaggio anche di incoraggiamento questo, naturalmente. Allora, il dibattito economico, sociale, attuale, giornalistico, anche spesso ripete come un mantra, a parte quello che abbiamo sentito prima, insomma, no? Andrà tutto bene, che aveva anche una funzione consolatoria, come dire, importante. Un altro è che nulla sarà più come prima. Dovremo per forza cambiare stile di vita o rapporto con l'ambiente, con il lavoro, con le priorità. Ecco, Paolo Verniera ha attraversato diverse trasformazioni nel corso della sua, possiamo dirlo, lunga carriera, a partire dagli anni '80 appunto. Che cosa davvero non sarà più come prima? Che cosa dovrebbe cambiare davvero nel nostro modello produttivo di vita, nel nostro modello sociale anche dal suo punto di vista? Glielo chiedo anche come designer, oltre che come imprenditore. Sicuramente non tutto sarà come prima. Io vi riporto alcune esperienze che ho avuto in questo periodo di chiusura. Vi porto l'esempio personale che ho avuto. Io per la prima volta ho visto la primavera. Per la prima volta ho visto la primavera. Ho avuto una vita sempre di corsa per il mio lavoro, per la mia attività, in giro per il mondo, e corri e rincorri tutto. Quando c'è stato il blocco sono stato costretto a fermarmi. Ho visto crescere l'erba nella primavera, ho visto spuntare le foglie negli alberi, ho visto i canali con l'acqua limpida, che non avevo mai visto prima. Per me è stata una cosa anche positiva, devo dire. Per quanto riguarda il lavoro invece, devo dire che anche lì è cambiato molto. Noi in due mesi abbiamo fatto una trasformazione che in tempi normali ci volevano almeno 2 anni. Vi faccio degli esempi. Parlo sempre dei miei esempi personali della mia azienda, ovviamente, no? Ci mancava, appena c'è stato il blocco, ci mancava il collegamento con il mondo. Noi lavorando con il mondo, come facciamo a collegarci? E abbiamo in poco tempo creato una sala multimediale dove ci connettiamo con il mondo tutti i giorni. Addirittura io ho parlato con i miei clienti e con i miei agenti o con i miei fornitori più in questo periodo che in tutti gli altri periodi precedenti. Proprio per questo motivo siamo stati costretti. In più, in questo periodo sono mancate le fiere. Noi facevamo 8 fiere all'anno, facevamo Parigi, Milano, in America, High Point, in Francia, in Germania. Abbiamo fatto una fiera sola quest'anno, l'abbiamo fatta a Parigi. Come facciamo a presentare i nostri prodotti in giro per il mondo? Ci siamo inventati uno showroom multimediale.
Abbiamo creato delle piccole ambientazioni dove il nostro referente commerciale, chiamando il cliente con una telecamera in mano, visitava il nostro showroom, vedeva i prodotti. È logico, non poteva toccarli con la mano, però ovviamente è stato di grande aiuto in questo periodo. Questo cambiamento, naturalmente, in futuro, io penso, è logico, ci saranno le fiere, però invece di fare 8 fiere o 10 fiere all'anno, ne faremo 5. Per cui cambierà questo modo di atteggiarsi, di far vedere il prodotto in giro per il mondo. Faremo più collegamenti, faremo più riunioni. Abbiamo fatto un CDA via Zoom o via Skype. Cioè, tutti questi processi non sarà più come prima, cambieranno, ma non cambieranno completamente. Non è che tutto non sarà come prima, alcune cose non saranno come prima. Bene, grazie. Un'ultima domanda che poi ci porterà verso i temi che affronteremo anche con Anna Bortolussi, che parte proprio da questo collegamento con il mondo, con l'esterno. È vero che, come talvolta si prova salendo su un aeroplano o su un'altura, che si possono vedere le cose da una prospettiva diversa quando le si vede da fuori. Questa nostra regione, questa nostra area, vista da fuori, vista con gli occhi dell'esterno, che cosa ci rivela, insomma? Quali sono i suoi plus, i suoi punti di forza, quali sono le sue fragilità, insomma come siamo visti un po' da fuori? Beh, io vado spesso all'estero, giro il mondo e devo dire che il Friuli, il prodotto italiano, non solo il friulano, il prodotto italiano è visto in tutto il mondo come la massima espressione del design, della moda, del gusto, del saper fare. Noi siamo, dico, i migliori, abbiamo il gusto del bello, cosa che gli altri non hanno. Noi abbiamo della manualità, abbiamo degli artigiani che gli altri paesi se li sognano. Noi siamo talmente veloci a fare dei processi produttivi, a fare un prodotto che se noi, parlo del mio esempio, se noi un prodotto lo facciamo in azienda in un mese, nelle altre parti del mondo ci piegano un anno. Noi siamo molto molto veloci e soprattutto apprezzano di noi, soprattutto del nord-est, la voglia di lavorare che abbiamo, la capacità di inventare le cose, proprio di creare cose nuove. Ma soprattutto ci invidiano il gusto del bello. Questa è una qualità che noi abbiamo che pochi paesi hanno. Bene, grazie. Questo è un suggerimento, insomma, importante, come un'ancora, ecco, da tenere presente nell'immaginare. Ascoltiamo anche su questi, su altri temi, che cosa ha da dirci la nostra ospite, insomma, più giovane, un'altra generazione, Anna Bortolussi, che è General Manager di Amazon Europe Marketplace. Forse, se vuole, ci racconterà anche che cosa significa questa sigla. Trasformazione digitale, Corporate Startup Innovation. Allora, Anna Bortolussi ha una serie importante, nonostante la sua età giovane, di esperienze all'estero. Prima gli studi all'Università di Udine, nel polo di Gorizia, insomma relazioni pubbliche, poi l'ingresso in una importante multinazionale americana, la Procter & Gamble, nel settore dei beni di largo consumo, dove si occupava proprio di gestire gli investimenti per le start-up. Questo lavoro l'ha portata prima a Ginevra, poi negli Stati Uniti, a San Francisco, dove si è avvicinata al settore digitale, che in California si chiama Silicon Valley. Da qui il balzo recente ad Amazon Europa. Amazon non ha bisogno di presentazioni, uno dei Big Five, come si dicono, dell'high tech, le aziende che dominano il mercato del digitale. Si dice che le 5 aziende più importanti valgano insieme più del PIL della Francia, grosso modo, per non parlare dell'Italia. Azienda Amazon, per cui è diventata General Manager di questo settore particolare, con sede di lavoro in Lussemburgo. A lei vorrei chiedere proprio qualcosa legato al rapporto tra l'innovazione e lo sviluppo. L'innovazione è sempre legata allo sviluppo o talvolta questi due termini non vanno d'accordo? Nella storia abbiamo visto che non sempre l'innovazione ha portato allo sviluppo. Talvolta alcune innovazioni non hanno portato
a un benessere per la maggior parte delle persone, molte altre volte invece sì. Ecco, che legame c'è dal tuo punto di vista tra l'innovazione e lo sviluppo? Beh, io vedo l'innovazione come... Io vedo l'innovazione come un servizio, qualcosa che deve servire alle persone, deve partire dal bisogno che hanno le persone che possono essere consumatori, se parliamo di un prodotto, utilizzatori, se parliamo di un servizio, di una soluzione digitale, cittadini e la comunità. Ci sono delle minoranze, si dice il 2,5% della popolazione, che qualsiasi innovazione esca, qualsiasi soluzione digitale nuova arrivi, la provano per la curiosità. Ma quella non è la vera innovazione e non è lo sviluppo. Lo sviluppo arriva da quella innovazione che parte da un bisogno delle persone e che alla fine aggiunge valore alla vita delle persone, perché non è provata solamente dai curiosi, ma è provata, poi diventa una soluzione, diciamo, stabile nella vita delle persone. Penso che in questo periodo di lockdown abbiamo avuto anche occasione di provare tecnologie nuove, alcune che ci sono piaciute e che perché ci migliorano la vita, perché rendono la vita più semplice, più bella, ci fanno divertire e continueremo ad utilizzare. Altre che magari lasciano il tempo che trovano e diventano quell'innovazione che è un po' autoreferenziale e parla per se stessa. Ecco, quindi secondo me il turnaround tra innovazione e sviluppo è proprio che l'innovazione diventa sviluppo quando serve alle persone, quando migliora la nostra vita, quando migliora la comunità. Bene, grazie. E dal punto di vista del tutto particolare, insomma, nel quale ti trovi, anche se relativamente da poco tempo, perché l'incarico che ti ha riportato in Europa è della fine del 2019, quali opportunità potresti vedere per il Friuli Venezia Giulia o per il Nord-Est, insomma, quali sono i settori più importanti su cui puntare, investire, ricercare? Abbiamo ascoltato il presidente di Confindustria Alto Adriatico prima dire alcune cose su questo. È possibile trovare una strada verso uno sviluppo che ha bisogno di una ripartenza in questo momento? Allora, io intanto nasco come pordenonese, come nella provincia di Pordenone, come figlia di imprenditori qui della provincia di Pordenone, per cui anche se sono lontana da tanto questo territorio lo conosco. E come manager sono cresciuta nel mondo americano, sempre molto vicino alla Silicon Valley, poi sono stata 3 anni a San Francisco, però sempre vicino al mondo delle tecnologie. E mi piaceva molto quello che dicevi tu a livello di per cominciare basta poco. Io qui vedo proprio una differenza. Allora, da un lato, io quando sono all'estero mi chiedono di dove sei, io dico io sono di una regione dell'Italia che è la Silicon Valley dell'Italia. Perché? Perché come la Silicon Valley, il Friuli Venezia Giulia, il Triveneto in generale, è nato su un tessuto imprenditoriale nato da start-up. Dopo la Seconda Guerra Mondiale non le chiamavamo start-up, però è un imprenditore illuminato che identifica un problema delle persone, un'opportunità, crea una soluzione e cresce in maniera esponenziale risolvendo quel problema e quella soluzione. Ora, la differenza tra quello che ho visto in Silicon Valley e l'Italia o il Friuli è che qui il progetto imprenditoriale è inteso come un progetto di vita. Tendenzialmente l'imprenditore ha un'azienda di successo durante tutta la vita, 2 aziende se vuole fare replica. L'idea di fallimento non viene mai messa in conto e di solito viene associata a qualche cosa di brutto. Mentre in un mondo che cambia così velocemente, come negli ultimi 6 mesi, ma in realtà come negli ultimi 10 anni probabilmente, quello che ho visto in Silicon Valley è abbracciare un modello di imprenditoria nuovo, in cui il fallimento non è soltanto un rischio, ma è qualcosa che va messo sulla bilancia. E quindi anche l'investimento iniziale deve essere proporzionato al rischio. Quindi non sto cominciando un'azienda pensando e sperando che quella sarà la mia soluzione al mio lavoro per tutta la vita, ma sto cominciando un'azienda perché ho visto un'opportunità, cerco di indirizzare quell'opportunità, però ci investo poco, ci investo velocemente per capire se funziona. E se funziona allora continuo ad investirci e continuo ad andare avanti. In inglese si dice fail fast e fail cheap, perché ovviamente il fallimento non può consumare tutte le risorse di un'azienda,
ma è un'occasione di imparare. Quindi diciamo, da un lato, secondo me l'occasione è proprio abbracciare questo modello imprenditoriale nuovo e avere anche il coraggio e la sistematicità di sperimentare qualche cosa di nuovo, cominciando con poco e imparando, prendendosi insomma dei rischi misurati. Quindi è anche un discorso di cultura aziendale e di cultura imprenditoriale. Bene, grazie. Magari su alcuni di questi temi poi nel corso del dialogo che cerchiamo di mantenere anche con chi ci sta seguendo li potremo riprendere. Allora, arrivano alcuni interventi, alcune segnalazioni da chi è collegato con noi. Saluto intanto alcuni dei corregionali, insomma, che sono collegati con noi tramite Zoom. Qualcuno ha fatto pervenire già alcuni messaggi, ne ho visto uno poco fa qui sul monitor che adesso è sparito e se è possibile lo recuperiamo. Intanto leggo l'intervento che ha mandato Loretta Cal, coordinatrice di EFASCE in Canada, la quale proprio proseguendo quasi questo stimolo dice: il Friuli Venezia Giulia, secondo la nostra visione dal Canada, dovrebbe concentrarsi particolarmente sullo sviluppo del turismo. Il turismo italiano visto dall'estero si focalizza per lo più su Toscana, Puglia, Sicilia o in grandi città come Roma, Venezia, Firenze, che vengono identificate come fulcro della gastronomia, del design, della moda e del paesaggio. Elementi principali che spingono i turisti anglofoni a venire in Italia. Ma il Friuli Venezia Giulia ha ugualmente paesaggi magnifici, cultura, design, gastronomia. Quindi il marketing turistico della regione dovrebbe puntare a far conoscere a tutto il mondo anglofono le caratteristiche uniche del territorio, sfruttando anche la vicinanza ad una meta ambita come Venezia. Questa era Loretta Cal dal Canada. Abbiamo anche un intervento di Mario Mattiussi del segretariato EFASCE di Montevideo, in Uruguay, che dice: le crisi come quella che stiamo vivendo rappresentano una svolta, l'esperienza vissuta serve a definire dove siamo e dove vogliamo andare. Quindi bisogna attrezzarsi per percorrere questo nuovo percorso. La regione ha tutte le caratteristiche per rimanere a galla. La sua gente ha superato traguardi storici millenari e ha superato ogni tipo di guerra, catastrofe naturale e altre calamità. Anzitutto il capitale umano deve essere salvaguardato. L'emigrazione professionale è una vera perdita per l'Italia e il Friuli Venezia Giulia sa bene che cosa vuol dire. Bisogna infine dedicare al capitale tecnologico più innovazione, ricerca, più promozione dell'eccellenza. Questo era Mario Mattiussi da Montevideo. È intervenuto anche Felipe Cereser, non può farlo di persona, so un intervento, ma insomma ce lo ha mandato direttamente e dice: il presidente Confindustria Alto Adriatico Agrusti ha affermato che non gli piace molto la pratica dello smart working, ma il futuro della regione Friuli Venezia Giulia e dell'intera Italia non comporta la diffusione di questo tipo di lavoro. Lo smart working e la digitalizzazione non potrebbero essere modi per ridurre la burocrazia che è così dirompente per il nostro Paese. Grazie mille, un abbraccio forte dal Brasile. Devo dire che il Presidente Agrusti non ha esattamente detto che non gli piace lo smart working, ma che questo rischia di creare una nuova differenza tra chi può permettersi lo smart working e altri profili di lavoro che invece non possono permettersi lo smart working, in una terra di manifattura, insomma, come è la nostra. Ecco, questi sono alcuni degli interventi che io rilancio poi anche all'attenzione dei nostri ospiti se vorranno dire qualche cosa più avanti. Adesso, se abbiamo collegato con noi un altro ospite relatore di questo incontro, io intanto lo presento brevemente, è il capo della tecnologia, Head of Technology Innovation and Labs, quindi un laboratorio di innovazione tecnologica della SAS, Scandinavian Airlines, partito per Stoccolma nel 2005, un grande maratoneta, un atleta, quindi uno che conosce la perseveranza, la fatica,
dice di sé e del suo lavoro: se abbiamo un'idea il lunedì mattina, cominciamo immediatamente a metterla all'opera. Abbiamo bisogno di osare per fallire e fare errori. Grazie alla digitalizzazione è facile per noi costruire cose, provarle e cambiarle o abbandonarle se non funzionano. A lui chiediamo che cos'è l'innovazione. Abbiamo con noi, collegato da Stoccolma, Massimo Pascotto. Ciao a tutti, sono Massimo da Stoccolma. Sono le 7:20 che qui il sole è ancora alto. Vi introduco un attimino quello che facciamo qui alla SAS Lineare Scandinave. Prima di parlare un attimino di me e un pochettino del mio ufficio, volevo un attimino fare il contesto e farvi capire un attimino che tipo di azienda è la SAS. È paragonabile un po' all'Alitalia, quindi parliamo di circa 82.000 passeggeri al giorno con 800 partenze. Serviamo 270 rotte, una flotta di circa 160 aerei. La nostra utenza è di circa 7 milioni, che sono i nostri Eurobonus member, che sono i frequent flyer, i 1000 miglia dell'Italia. E l'azienda al momento ha 12.000 impiegati. C'è una lunga tradizione di innovazione nella SAS, è stata fondata nel 1946, quindi è un'azienda che ha i suoi anni. Innovare in azienda di questo genere qua è complicato perché ci sono burocrazie, ci sono complessità, ci sono politiche, e ci sono strutture aziendali che sono andate avanti per anni e decenni mentre il mercato è cambiato. Ho estrapolato 3-4 bullets di innovazione che la SAS ha fatto durante gli anni. All'inizio siamo stati i primi che hanno volato sopra il Polo Nord invece di fare la rotta tradizionale. Abbiamo inventato degli strumenti per gli aerei per poterlo gestire. Abbiamo impiegato il primo pilota femmina e abbiamo creato le fondamenta di quello che diventerà uno dei più grossi sistemi di prenotazione che il 70-80% delle compagnie aeree adesso lo utilizzano. Poi l'ultimo è un esperimento che abbiamo fatto con pochi soldi, in cui abbiamo imbarcato il primo passeggero con un impianto chip intracutaneo che vi parlerò un attimino. Parlando un attimino di me, io sono di Pordenone, ho lavorato nel settore del turismo. Nel 2000 sono stato impiegato alla SAS. All'inizio ho lavorato in Italia fino al 2005 come commerciale, però ho sempre avuto un po' la passione della tecnologia e nel 2005 ho avuto la chance di lavorare nel nostro head office sull'e-commerce department e quindi sono riuscito a combinare quello che erano le mie due passioni, che era il turismo e la tecnologia. Nel 2005 ho iniziato, quindi sono spostato lì, ho iniziato come esperto di search engine, di motori di ricerca, poi ho lavorato praticamente in tutti i progetti digitali, siti, booking engine, usando metodologie molto lente e molto complicate, sino al 2013, quando abbiamo cambiato la metodologia di lavoro. Invece di essere basata con un metodo che lo chiamavamo waterfall, in cui crei il progetto e crei l'idea del prodotto e lavori per un anno, 2 o 3 per implementarlo, ad una metodologia di lavoro molto più agile, in cui produci qualcosa in 2 o 3 settimane, la metti nel mercato e la valuti. Questa è stata il nostro primo, è stata la mobile app che abbiamo fatto per la SAS nel 2013, e da allora non capivo più come potevo andare a lavorare in quei sistemi vecchi e lenti che erano specifici per aziende tipo le nostre. Quindi ho iniziato a parlare con il nostro management, se possiamo creare un ufficio nella enterprise, nella grande azienda, possiamo creare un ufficio piccolo, ci servono 4-5 persone, in cui facciamo test, prototype, nuova tecnologia. E quindi abbiamo creato il Labs, Innovation Labs. All'inizio abbiamo messo il nome Innovation, poi l'abbiamo tolto, abbiamo chiamato solo Labs, che vuol dire laboratori. E l'idea, il motivo per cui abbiamo tolto il nome Innovation era perché crediamo che innovazione debba avvenire attraverso tutta l'azienda, non una persona, non un ufficio specifico. Però quello che volevamo fare è cercare di creare un ufficio che fosse veloce a sperimentare, veloce a fallire, veloce a creare prodotti e testarli con i consumatori. Una delle prime cose che abbiamo fatto è definire il termine innovazione.
Quindi abbiamo creato, questo è il nostro termine e la nostra definizione di innovazione, something different that has an impact, qualcosa di differente che ha un impatto. Una delle prime cose che notate qui, non c'è il termine tecnologia e non c'è il termine creatività, che sono sicuramente elementi importanti nella fase di innovazione, ma non sono critici. Vuol dire che puoi fare innovazione attraverso un nuovo processo, e non hai bisogno di creatività alcune volte per fare innovazione, hai bisogno di flessibilità e hai bisogno di immaginazione. Quindi poi siamo andati a definire come questo ufficio, come il nostro ufficio lavorava con la enterprise, con la grande azienda, e che poi sono i principi. I principi erano di stimolare la tecnologia innovativa, quindi testare, incubare idee degli impiegati in una maniera così veloce che ci consentisse appunto di fallire e poi decidere se vogliamo fare un prodotto o se vogliamo lasciarlo perdere. Anche l'altra parte era quella di riposizionare un attimino l'azienda per quanto riguarda la tech community, la startup community e le università, perché c'è sempre questa... negli ultimi anni abbiamo notato che i nuovi talenti sono più propensi a lavorare in startup in uffici piccoli, in aziende piccole, piuttosto che in compagnie vecchie come le nostre. Quindi abbiamo cercato di creare un ufficio che era molto più agile, molto più snello. Poi abbiamo definito 3 aree di sviluppo. Uno è il catalista tecnologico, l'altro è l'acceleratore digitale e poi ci sono i laboratori sperimentali. Ho portato 3 esempi di attività che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni su ognuna di queste attività. Quindi parlando del catalista tecnologico, l'idea era quella di, come dicevo prima, di cercare di far capire nelle università, nelle realtà nordiche, che la SAS ha idee moderne e crea spazi lavorativi che sono attraibili come le start-up. Quindi una delle attività che abbiamo fatto nel 2008 era un hackathon. Non so se siete familiari con il nome. L'hackathon è una gara innovativa in cui per 24 ore abbiamo aperto i nostri uffici un sabato. Abbiamo invitato studenti, startups, c'erano 60 sviluppatori. Gli abbiamo dato un tema, 2 temi, 2 idee, e hanno lavorato per 24 ore per cercare di fare un prototipo per risolvere quel problema specifico. Ho un piccolo video qui da mostrarvi di 2 minuti e mezzo, ma devo interromperlo perché non abbiamo tanto tempo, ma vi dà un attimino l'idea del spazio e dell'idea dietro l'hackathon. Se la regia me lo fa mandare, perché lo facciamo in Hackathon is a place where people are inspired to think differently, and people are also inspired to make others think differently. They really produce magic in 24 hours. SAS has a huge legacy in innovation. We flew over the pole and inventing tools to doing that. The first female commercial pilot, and all these things has one thing in common, is change. That's what is innovation about. It's about making changes and having an impact. Our idea was a community platform that connects travelers in flight, and also like where you can share a ride from the airport to your final destination. Innovation is very important for SAS. It enables us to create. Quindi cosa è venuto fuori da questi esperimenti? È venuto fuori questa app. Questa qui è uno dei gruppi che ha vinto e ha creato una app usando augmented reality. Quindi immaginatevi un'app che aprite sul telefono, vi sedete nel vostro divano e guardate tutti i voli che stanno volando in quel momento specifico in tempo reale. Schiacciate uno di questi voli e vi proiettate, vi teleportate su quel volo e potete vedere esattamente quello che vedrebbe un passeggero volando. Adesso questa è la parte divertente, ma la parte più interessante è che questa app funziona mentre stai volando. Quindi vuol dire che se sei seduto ed è notte e stai passando sopra e vedi
sul finestrino e vedi una città illuminata, la prima cosa che fai è chiedere agli assistenti di volo qual è la città. Con questa app qui la tiri fuori, punti fuori sul finestrino, l'app ti dice esattamente dove volare. Questo abbiamo incubato e abbiamo creato un prodotto che poi è stato lanciato sul mercato e poi non l'abbiamo sviluppato perché abbiamo capito che era più divertente più che utile. L'acceleratore digitale, quindi questo è connesso un attimino al fatto che ci sono cambi di comportamento nel settore nella tecnologia. Se voi pensate negli anni 80 era estremamente meccanico, tecnico, non era connesso a internet, dovevi avere un'interfaccia grafica, dovevi installare programmi, era complicato. Negli anni 90 internet è arrivato, ma dovevi ancora collegarti a internet, avevi una tastiera, avevi un mouse, era una cosa molto meccanica. La trasformazione digitale è iniziata subito dopo il 2007, quando abbiamo introdotto gli smartphone e quindi gli utenti accedevano a internet da qualsiasi parte, condividevano fotografie, i bambini toccavano sull'interfaccia, non su un mouse o su una keyboard. Adesso stiamo andando in un mondo in cui non c'è neanche il contatto fisico, parli all'interfaccia, quindi c'hai Alexa, c'hai Google Home, c'hai Siri, e quindi abbiamo pensato come questo funziona, ha senso nel nostro ambiente e nella nostra industria, perché c'è un utente che è in viaggio e si muove, che è in macchina e in aeroporto. Quindi abbiamo creato il primo chatbot basato in intelligenza artificiale, ed è un'interfaccia che è supportata da Facebook Messenger, quindi questa è la prima interfaccia che noi abbiamo, in cui non abbiamo utilizzato la nostra piattaforma, non abbiamo utilizzato la nostra app, non abbiamo utilizzato il nostro sito. Tu vai in Facebook Messenger, aggiungi Turi, che è il nostro assistente digitale, e puoi fare una prenotazione solo parlandogli. Quindi gli dici: io voglio andare a Stoccolma, lei ti dice qual è il prezzo, scegli la categoria del prezzo, ti dà la carta d'imbarco ed eventualmente gli puoi chiedere tutte le domande che chiederesti a un operatore. Questo è lanciato circa un anno fa ed è utilizzato da un po' di frequent travelers. Quindi la terza parte sono i laboratori, quindi abbiamo sperimentato Internet of Things. Uno delle ambizioni che abbiamo nel nostro laboratorio è quello di cercare di semplificare il più possibile l'esperienza del viaggiatore quando è in aeroporto. Quindi comparato ad altri mezzi di trasporto, prendere un aereo è ancora complicato, devi capire come funziona con i bagagli e pesa troppo e ti serve l'etichetta bagaglio e ti serve la carta d'imbarco e non sai la sicurezza quanto lunga è. C'è questa frizione negli aeroporti che poi si è ingrandita anche negli ultimi anni, perché hanno creato shopping, centri commerciali all'interno degli aeroporti, quindi li hanno anche messi più complicati. Quindi per noi era importante cercare di capire come possiamo creare esperienze tramite wearables, tramite tecnologie, per semplificare quella parte lì. Quindi abbiamo fatto un esperimento e notate, questo è Anna e Paolo parlavano di cominciare da poco, e questo è esattamente quello che è un esempio. Questo qua è stato stampato, un anello con una printer 3D nel nostro ufficio, nel nostro laboratorio. Abbiamo messo un NFC, che è la stessa tecnologia che viene utilizzata nelle carte di credito, nei badge, nelle carte di trasporti pubblici, e abbiamo imbarcato il primo passeggero solamente posizionando l'anello sul reader, sullo scanner. È stata un'esperienza bellissima, semplice, perché non aveva bisogno di cercare la carta d'imbarco, è solo passata tra il gate per entrare a bordo. Però non ci siamo fermati qua, c'è stato un consulente nostro, c'è un trend in Svezia con NFC implant, quindi sono chip che vengono inseriti all'interno intracutaneo, all'interno del palmo. Quindi abbiamo imparato, abbiamo scritto l'identità digitale del nostro frequent flyer in quel chip, e questo è stato il primo passeggero ad entrare in una lounge o a bordo
solamente senza device, senza phone, senza boarding pass, senza carta d'imbarco, senza niente. Se vedete, l'unica cosa che fa è scansionare il palmo della mano ed entrare a bordo. Non abbiamo sviluppato questo è stato un esperimento che non ci è costato assolutamente soldi, era solo per sperimentare come era la perception, come era percepita l'esperienza. Non abbiamo sviluppato un prodotto perché la logistica di scrivere e di fare l'update del chip è troppo grande. Un altro problema, poi ovviamente questo è non abbiamo finito lì, abbiamo sperimentato anche con i tatuaggi. Questa qui è mia figlia Tindra, gli ho fatto un tatuaggio, uno di quelli rimovibili ovviamente. Era un po' perplessa all'inizio, non aveva ben capito perché era il primo tatuaggio che si faceva e lei è entrata a bordo solamente scansionando quello come fosse una carta d'imbarco. Poi quando abbiamo capito che magari quello non era una soluzione, abbiamo fatto un braccialetto e questa era un'idea come una cosa noiosa come la carta d'imbarco può diventare una cosa interessante per i bambini. Anche questa è un esperimento che abbiamo fatto praticamente con no cost per testare l'esperienza del passeggero. Una dove abbiamo cercato di spendere più tempo e cercare di risolvere il problema collegato ai bagagli. Una delle limitazioni, una delle friction, delle frizioni che ci sono quando si va in aeroporto è l'etichetta bagaglio, è questo codice che devi mettere su bagaglio. Qui in Italia vai ancora nel banco check-in, ma però da noi abbiamo tutte le kiosk automatiche che ti danno l'etichetta bagaglio, devi imparare un attimino come metterla su. Abbiamo fatto un prototipo di un equipment, di un device, di un'etichetta bagaglio elettronica che i passeggeri mettono sul bagaglio permanentemente, poi tramite il telefono fanno l'update del contenuto. Questo era anche un coso di sostenibilità per non stampare etichette bagaglio per ogni viaggio. E alla fine questo è stato un attimino anche un esperimento interessante che abbiamo fatto perché siamo partiti in una direzione con l'idea di creare un prodotto usando elettronica e usando tecnologia, però alla fine questo è il prodotto che abbiamo fatto perché abbiamo capito che non avevamo bisogno di creare un barcode, un codice a barre diverso per ogni viaggio, potevamo vendere un codice a barre per ogni nostro passeggero e quindi senza elettronica questo anche costa molto di meno, però ci è voluto 1 anno e mezzo per noi per fare iterazioni fino a quando abbiamo capito che quello era il metodo per andare. Quindi questi sono un attimino gli esperimenti che abbiamo fatto, volevo lasciarvi un attimino 4-5 takeaway, cose che vi potete portare con voi, che sono un po' basate sull'esperienza che ho avuto negli ultimi 15 anni a sviluppare prodotti digitali per aziende tipo le nostre. La prima è il concetto di creare prodotti usando il concetto di MVP, Minimum Viable Product, che vuol dire che è un prodotto che è creato con il minimo sforzo possibile, che ha una funzione sola. Magari non è il prodotto finale, non è quello che avete immaginato, però è sufficiente per l'azienda. Per darvi un attimino un esempio concreto, se Michele Morassuto volesse fare un applicativo per supportare un evento tipo quello di oggi, potrebbe spendere 2 o 3 mesi per creare uno in cui puoi comprare il biglietto, puoi fare lo streaming, puoi guardare nel mobile, programmare nel desktop. Invece inizi solo per fare la prima iterazione, che è solo il sito, in cui c'hai la scaletta, poi fai un'altra iterazione in cui c'hai la vendita dei biglietti, magari c'hai un'altra iterazione in cui c'hai lo streaming, e ogni volta ascolti il consumatore e aggiusti l'interfaccia a seconda dei feedback. Questo è un metodo che noi utilizziamo, quindi tutti i processi produttivi che abbiamo hanno massimo 3 settimane di sviluppo, li testiamo, li mettiamo nel mercato e poi vediamo come i consumatori come reagiscono. Questo è venuto fuori da Anna anche prima, coincidenza perché non ci siamo parlati, è il concetto di fail fast, early and often, quindi Thomas Edison, non ho fallito, solamente ho trovato 1000 modi che non funzionano. Questa è un po' la base dell'innovazione, nel senso che abbiamo questa tendenza a pensare che i fallimenti sono negativi. I fallimenti sono elementi che ci dicono se l'idea che abbiamo avuto
era e funziona. Quindi il motivo per cui facciamo iterazioni di 2 o 3 settimane, le testiamo, è per questo motivo, perché se abbiamo sbagliato, abbiamo investito solamente 3 settimane e non 3 anni o 3 mesi come facevamo prima. Questo è un po' è venuto fuori anche durante la chiacchierata prima. C'è la tendenza in aziende tipo le nostre a impiegare il miglior programmatore, il miglior designer che c'è sul mercato, ma i profili che sono più difficili da trovare sono i profili che hanno la capacità di immaginazione di mettere cose insieme. Trovare profili, talenti che sono bravi a programmare, che sono bravi a fare design è più semplice. Trovare quelli che hanno la capacità di mettere, di collegare cose e di stimolare creatività e creare un team per realizzare un prodotto è molto più difficile. Steve Jobs era probabilmente uno degli esempi di questa cosa qui. Non era un programmatore, non era un designer, conosceva e capiva da un punto di vista umano molto di più che dal punto di vista tecnologico, ed è riuscito a creare qualcosa di disruptive, di distruttivo. Poi un'altra cosa che è capitata spesso da noi è il fatto che partiamo sempre con la soluzione, mai con la domanda. Quindi partiamo con il fatto che la tecnologia è sempre la risposta a qualsiasi tipo di cosa, ma qual era la domanda? Quindi bisogna cercare di fare la domanda, cercare di capire qual è il problema prima e poi capire se la tecnologia è una soluzione. Questo l'abbiamo imparato quando abbiamo fatto l'etichetta bagaglio che vi dicevo prima. Non era una risposta tecnologica, è una risposta di design e di prodotto. Tecnologia non c'entrava o c'entrava poco. Questa è l'ultima è una di quelle che ci tengo di più, che anche quella mi sembra sia venuta fuori un attimino da Anna, che l'ha menzionata mi sembra prima, era un po' il fatto che abbiamo la tendenza a pensare che innovazione è semplice perché hai un'idea e quindi è innovazione. No, innovazione è se c'è un impatto, se non c'è un impatto non è innovazione, è solamente un'idea, no? E l'idea è semplice e non è difficile avere idee, è difficile realizzarle. Quindi questa è un'altra quote di Thomas Edison: il genio è l'1% ispirazione, ma il resto è lavoro duro che deve essere fatto per gestire. Se guardate un po' tutte le esperienze da Amazon, da Google, sono create con un'idea che era semplice. Facebook itself, poi c'è stato tanto lavoro dietro da tante persone per cercare di farlo scalabile e per raggiungere il prodotto che è oggi. Credo di aver parlato più di 15 minuti e mi scuso anche per il mio italiano che è pessimo, di solito faccio queste presentazioni in inglese, ma mi sembra che sia riuscito a arrivare attraverso tutta la presentazione. Lascio l'ultima quote che è un po' il mio suggerimento per medio, grandi aziende, ma anche per i piccoli imprenditori, ma anche per tutti quanti noi come privati. Questa è una delle quote che ho stampata a casa, ci ho stampata nel mio ufficio e la uso durante il coaching con i miei impiegati. Se il sogno infranto più dalla paura che del fallimento, fear, skill, dream more than failure ever will. È semplice ogni tanto fallire solamente perché non si osa, non si prova. Quindi in un momento difficile come questo dobbiamo cercare di non aver paura e di affrontare e di fallire e di continuare. Grazie a tutti. Grazie Massimo. Grazie per questo intervento. Ti assicuro che siamo riusciti a comprendere il tuo italiano, naturalmente. È un problema che hanno molti, no? Quello di ritornare a pensare a parlare in italiano dopo che si è immersi, insomma, nella lingua straniera per molto tempo. Mi dicono che siamo circa 90 persone collegate in giro per il mondo. Questo lo dico anche perché qui noi in tempi di Covid abbiamo di fronte una platea necessariamente rarefatta, ma ricordiamo che questo incontro è dedicato anche e soprattutto a tutte le persone che ci seguono dai vari paesi del mondo che ho citato prima, e tra poco qualcuno di loro anche interverrà, farà qualche considerazione su questi interventi diversi, vedete, che però cominciano a prendere una direzione in un certo senso. Poi magari alla fine chiederò ai nostri ospiti un breve riassunto, insomma, di quanto è possibile concludere. Ripartendo da questo stimolo sul design, l'immaginazione, la creatività,
Questo è il momento per lanciare anche una breve video intervista con un intervento musicale che sono certo che insomma, ci colpirà, da parte di Laura Bortolotto, che avrebbe voluto essere qui con noi oggi, era qui in Friuli, a Pordenone, fino a pochi giorni fa, è realizzato in esclusiva insomma, per questo evento, questa breve intervista con un breve intervento musicale. È una violinista che suona all'orchestra della Radio Sinfonica Bavarese, un talento vero e proprio, diplomata a 14 anni in violino al Conservatorio di Trieste, esperienze in tutto il mondo e nelle principali orchestre, non posso neanche citarle perché davvero durerebbe più la citazione delle orchestre con cui ha collaborato che il suo intervento. Riferisco solo che dopo aver vinto il concorso nazionale biennale di violino di Vittorio Veneto a 15 anni, il più importante concorso nazionale di violino, nel 2010 ha ricevuto dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano l'attestato di onore di Alfiere della Repubblica per le sue raffinate qualità di giovane violinista. Direi che possiamo far partire questo primo contributo, video che contiene una breve intervista. Laura, senti, noi siamo molto contenti di avere una pordenonese che porta la sua esperienza di progetto di vita, progetto professionale che è nato nella nostra regione e che sta continuando all'estero con tanti bei risultati. Allora adesso lascio a te la parola a raccontarci un attimino in questo momento cosa stai facendo a Monaco. Volentieri. Allora, innanzitutto una volta finito il liceo io appunto mi sono trasferita all'estero, sono andata in Germania dove ho iniziato a frequentare il master presso la Musikhochschule di Mannheim con il maestro Marco Rizzi, e in questa città sono rimasta per 4 anni dove ho studiato ininterrottamente. Prima ho fatto il master e poi il biennio solistico, quindi successivo al master. Questo è stato lo studio accademico, diciamo, lo studio ufficiale che si può paragonare a quello del conservatorio o a quello dell'università, insomma. Dopo questi 4 anni ho deciso invece di cambiare città e quindi in realtà anche di avvicinarmi un po' alla mia regione d'origine, ma non è stato questo il motivo per cui mi sono trasferita, bensì è stato il richiamo di questa grandissima orchestra che posso sicuramente dire essere una delle migliori al mondo, una delle orchestre proprio più prestigiose e del migliore livello che ci sia al mondo, che sarebbe l'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, che naturalmente ha sede a Monaco, a München. In Germania c'è questa bellissima tradizione, questa fantastica pratica che permette a tantissimi giovani musicisti di fare, possiamo dire, gli apprendisti presso queste orchestre. Quindi ogni anno ci sono delle audizioni per selezionare dei giovani che l'orchestra decide di accogliere per di solito 1 o 2 anni, nel mio caso 2 anni, come apprendisti, cioè proprio una via di mezzo tra uno studio, tra un biennio di studio e un lavoro vero e proprio. In questi 2 anni noi abbiamo l'occasione, la possibilità e la fortuna e l'onore di suonare proprio all'interno dell'orchestra con i nostri colleghi che suonano lì anche da tantissimi anni, stabilmente, esatto. Quindi possiamo esibirci con tutti i loro grandi direttori, per esempio Maris Jansons, oppure Muti è venuto, ho suonato anche con Daniele Gatti, con Gardiner, con Harding, insomma con tutti questi grandi. E non solo ci esibiamo dentro l'orchestra imparando quindi cosa significa effettivamente suonare in orchestra, come si affronti il repertorio sinfonico, eccetera, eccetera, ma ci concentriamo tantissimo anche sulle lezioni individuali che possiamo chiedere liberamente a tutti i membri dell'orchestra. Cioè se noi vogliamo farci sentire, che ne so, dal primo clarinetto, dal primo oboe, da un violoncellista di fila, possiamo farlo, noi chiediamo e loro ci ascoltano e ci danno le loro lezioni, i loro consigli. Poi facciamo tanta musica da camera anche fra di noi, siamo un gruppo di 18 accademisti se non sbaglio, un po' da tutto il mondo e di tutti gli strumenti, insomma. Noi oggi non abbiamo solo la fortuna di chiacchierare con Laura, ma ancor più di ascoltarla, e quindi nel ringraziarti ancora una volta per il tuo tempo e la tua disponibilità, io direi andiamo dentro e ci divertiamo un po', noi ascoltandoti e tu suonando. Molto volentieri. Grazie.
Dedico questo brano a tutti i miei corregionali che durante questa pandemia hanno perso la vita a causa del coronavirus. Grazie Laura, anche se non può sentirci adesso, insomma, ma è un brano molto toccante anche per la dedica che lo ha preceduto. Intanto mi comunicano dalla regia che sono presenti in sala i genitori di Massimo Pascotto, quindi Efasce si fa da tramite per questo saluto e ricongiungimento familiare, insomma, d'altra parte fa parte della sua missione anche, quindi direi che è anche bella, ecco, questa cosa. Ci avviciniamo alle conclusioni, so che ci sono collegati anche altre due protagonisti, insomma, dell'emigrazione pordenonese, della provincia di Pordenone, insomma. Abbiamo con noi Massimo Baù, che è professore associato in Business Administration all'Università di Jönköping della Svezia, ha già partecipato alla trasmissione delle 4 chiacchiere con, quindi potete riascoltarlo, l'intera intervista, l'intero contributo sulla pagina Facebook di Efasce Pordenonesi nel mondo. A lui chiediamo un brevissimo intervento sulla base di quello che è stato detto oggi. Massimo Baù è un esperto di family business, quindi quelle che da noi si chiamano le imprese familiari, diffuse nel nostro territorio. Quali stimoli, secondo te, fra quelli presentati oggi, le imprese familiari potrebbero raccogliere verso l'innovazione e la ripartenza nel nostro territorio? Intanto benvenuto. Buonasera a tutti, grazie del collegamento.
Intanto, secondo me, molti spunti interessanti, anche un buon punto di riflessione. Certamente ripartire dall'innovazione è una delle chiavi per il futuro della nostra regione. Quello che mi sento un po' di sottolineare anche nell'ambito dei miei temi di studio e ricerca è che le imprese familiari vantano un'identità che va al di là del saper fare, ma è una capacità anche di innovare. In questo senso direi che quando parliamo di imprese familiari, mi ricollego un po' all'intervista a cui avevo partecipato tempo fa. Si tratta sostanzialmente di imprese che sono legate a una famiglia che ne ha il controllo, che ne detiene la proprietà. Questo significa che sostanzialmente sono imprese che hanno un legame molto forte col territorio e quindi quando si parla effettivamente di ripartire in regione, ripartire con le nostre competenze eccetera, significa ripartire proprio da questo legame che esiste col territorio. E qual è il valore dunque di un'impresa familiare? È sostanzialmente il valore che è legato alla identità che un'impresa ha col proprio territorio, al legame che la famiglia ha con i propri vicini, in termini di altre imprese, ma anche di dipendenti, in termini di comunità. Allora, quello che direi forse è che in questo momento quello che serve di più per ripartire in un contesto regionale è il metterci la faccia. Il fatto di farlo essendo consapevoli del valore di fare impresa, del valore di gestire un'impresa e del valore di sviluppare e portare crescita nel proprio territorio. E questo forse è una cosa che nel tempo è stata forte, poi magari si è andata un pochino affievolendo e che forse dobbiamo sostanzialmente riscoprire. I grandi modelli imprenditoriali del passato che hanno fatto forte la provincia di Pordenone, che hanno dato un'identità industriale al territorio, sono comunque legati a un'identità anche molto forte da parte di questi proprietari d'azienda, di queste famiglie che hanno sviluppato il territorio e che hanno permesso e hanno portato prosperità ai propri dipendenti. Allora, quello che secondo me è importante riconoscere è il fatto che ci sono capitali, c'è la possibilità di investire in questi capitali, è bene che venga fatto con una forte consapevolezza del valore del proprio contributo e dell'importanza di apportare questo contributo nel mantenere e sviluppare un territorio. E questo è molto legato al fatto di superare questi modelli che sono stati legati al passato di internazionalizzazione spinta, di delocalizzazione produttiva, ma riscoprire il legame col territorio e riportare valore al territorio nel quale l'impresa comunque ha le proprie radici. Questo forse è il collegamento più forte e diretto. Questo significa anche il fatto che si tratta di aziende che hanno comunque nella storia, nella propria identità, le radici insite nella capacità di innovare, perché è proprio nella conoscenza del proprio passato che è possibile riscoprire e trasformarsi senza denaturarsi, ma mantenendo forte questo collegamento con la storia che ha fatto forte un territorio e un sistema produttivo regionale. Ecco, grazie, grazie Massimo. Una domanda sola sorge spontanea, visto che insegni in un dipartimento che si occupa prevalentemente di family business, di imprese familiari. Perché un dipartimento del genere non c'è qui da noi, nel nord-est, dove, come hai appena ricordato, nel nostro territorio è un modello piuttosto diffuso? Ma io mi sono formato presso l'Università di Udine, ho fatto dottorato a Udine, comunque in tematiche di family business, e non esiste un gruppo di ricerca grande come quello in cui opero, che sostanzialmente è il più grande in Europa, il secondo più grande al mondo, però esistono ricercatori ed esistono persone che comunque anche nel nord-est si occupano di tematiche familiari. Colleghi a Padova, colleghi comunque a Udine, colleghi a Bolzano. Questi sono forse i tre gruppi più forti. Dall'altro lato, secondo me, quello che è importante cogliere è il fatto che
forse in generale manca un'attenzione al fenomeno del family business, forse non se ne parla abbastanza, non ci si rende conto che il 60% del prodotto interno lordo italiano è creato da imprese familiari, e se poi andiamo a togliere sostanzialmente i colossi multinazionali, questo valore potrebbe anche salire notevolmente. Gran parte anche dell'imprenditorialità comunque nasce in un ambito magari individuale, ma poi si sviluppa in ambito familiare, quindi forse ecco, è importante non solo studiare, fare ricerche in questi temi, ma soprattutto quando e sto parlando alle future generazioni, quando si è a conoscenza del fatto che la propria famiglia possiede un'azienda, o quando ci rendiamo conto che c'è una possibilità di sviluppo da questo punto di vista, bisogna anche imparare a gestire l'impresa e l'azienda. E quindi è una logica, secondo me, di consapevolezza, è una logica di maturazione nel riconoscimento del valore e della responsabilità che è legata al possedere e gestire. E quindi questo è legato poi a tutte le tematiche di successione. Dall'altro lato sappiamo però che a livello europeo 2 imprese su 3 falliscono la successione, quindi questo è un messaggio per tutti gli altri, cioè bisogna anche essere consapevoli del valore di queste aziende e di come comunque poter magari portare la prosperità anche al di fuori della radice familiare che le ha generate. Benissimo, quindi chissà che magari tu non possa portare anche le tue competenze in un gruppo di lavoro coordinato anche qui nel nord-est su questi temi. Abbiamo collegato con noi anche Lisa Roman, vicepresidente del segretariato e fasce di Filadelfia, negli Stati Uniti, che so che vuole portarci un suo saluto e una breve considerazione sulle tematiche che abbiamo affrontato oggi. Buongiorno a tutti, vi offro un grande saluto e 2 grandi abbracci virtuali a tutti sulla parte del segretario a fasce di Filadelfia e tutti i nostri membri. Dovete scusare, italiano è il mio seconda lingua e sono fuori dalla pratica. Grazie ancora della fascia del Pordenone per l'opportunità di condividere questo convegno online quest'anno. Grazie agli oratori per condividere vostre idee e talenti. Vorrei sapere se avete qualche commenti sulle sfide delle lingue diverse che hanno trovato nel vostro settore, perché una grande delle sfide che vedo tra i nostri membri per ritornare in Friuli è veramente la lingua. Di solito i nostri licei qui negli Stati Uniti insegnano lo spagnolo, il francese, il tedesco, l'italiano non è trovato sempre. All'università è una storia diversa, ma con questa sfida penso tra i nostri membri è una delle ragioni che non tornano nelle regioni delle Friuli. Grazie ancora e buona giornata. Grazie Elisa, grazie. Un saluto a tutti voi del segretariato e fasce di Filadelfia, grazie di questo saluto. Allora, ci avviciniamo alle conclusioni, un brevissimo ultimo giro con i nostri relatori se hanno appunto fatto qualche riflessione su quello che abbiamo detto. Invito anche Luisa Forte, vicepresidente di EFASCE, poi a prepararsi a concludere l'incontro di oggi. Io devo dire che cercando di tirare un po' le fila dei diversi interventi, anche molte cose che sono state dette oggi, ne traggo delle considerazioni favorevoli, come dire, positive, sia per le cose che ha detto Agrusti, per il tenore anche delle comunicazioni che sono state fatte. Mi sembra che le idee ci siano, che gli strumenti e le strategie anche si conoscano, che in questo momento non si possa neppure dire che non ci sono
i fondi, i capitali, poi oltretutto non sono neanche sempre necessari i capitali, ma quello su cui si dovrebbe fare un balzo in avanti, anche con l'apporto dei corregionali all'estero, è proprio questo cambio di mentalità, di cui parlava Anna prima, ma che è emerso un po' sotto traccia in molti degli interventi, sia in relazione a questo tema del fallimento, del non avere la paura di fallire, che potrebbe avere a che fare un po' anche con un senso di colpa, come dire, no? Che ci portiamo dietro come europei, come italiani rispetto ad altre situazioni del mondo, ma anche a una volontà, a un coraggio, insomma, no? L'unica cosa di cui aver paura è la paura stessa, diceva Roosevelt, che è stato un grande presidente americano, che ha portato gli Stati Uniti fuori, autore di quel New Deal che quello di oggi, insomma, vorrebbe richiamare. Allora chiedo ad Anna Bortolussi e a Paolo Vernier un commento finale, se è ancora collegato anche a Massimo Pascotto, e poi invito Luisa Forte a prepararsi e naturalmente anche il Presidente Gino Gregoris per le conclusioni. Prego, Paolo, sì, prendiamo l'ordine precedente. E io riprendo per un attimo i giovani ragazzi che vogliono intraprendere questa attività, questa avventura, e dico loro, do un consiglio visto l'esperienza che ho avuto, dico loro: preparatevi, però prima di iniziare una nuova attività preparatevi bene, non è facile, informati, se non siete pronti, se non siete preparati, andate a fare esperienza da qualche altra parte, però quando decidete di partire, partite col piede giusto. Può capitare nel percorso poi che ci siano dei momenti di difficoltà, però è in quei momenti lì che uno tira fuori la parte migliore di sé. Questo è un consiglio che cerco di dare a tutti i giovani ragazzi che hanno la voglia di mettersi, e dopo ci vuole passione, ci vuole tanta passione per il lavoro che uno vuole fare. Questo è un consiglio che mi sento di dire ai giovani ragazzi. Un'altra cosa che ho sentito che è molto interessante è che il 60% delle aziende in Italia sono familiari, anche la mia è familiare, però a volte bisogna avere anche la fortuna di avere chi ti segue, di avere le persone giuste, perché ho visto delle aziende fallire proprio perché non avevano un seguito all'altezza di chi ha fondato l'azienda, no? Questo è importantissimo, credo. È vero, l'azienda familiare può dare molto, molto di più, però se è molto legata, questo sì. Grazie. Anna? Certamente abbiamo avuto tanti stimoli in tante direzioni. A me viene un po' da tirare le somme e dire: la domanda qui è come cosa stanno portando i connazionali all'estero, cosa possono portare come idee i connazionali all'estero, quindi cerco di riassumere un po' quelli che secondo me sono i temi fondamentali. Primo, il focus sul cliente, sul consumatore, sulla persona a cui ci rivolgiamo, che è stato un po' un tema comune tra me e il collega a Stoccolma. La seconda cosa, su questa focalizzazione cerchiamo di creare delle soluzioni da provare e testare velocemente. Velocemente però vuol dire che possiamo farlo velocemente come ridurre da 3 anni a 3 settimane. Vuol dire tagliare tutti i fronzoli, tagliare quello che non serve, che è intorno. Si parla di una cosa, c'è una domanda, ci focalizziamo su quello e boom. È così che la Silicon Valley ha vinto contro tutto il resto del mondo. Tagliando quello che non serve. Questa è la domanda, questo è il focus, questo è quello che vuole il consumatore, io testo questo e imparo su questo. Quindi partiamo dal consumatore, creiamo un prototipo facile, veloce, e abbiamo delle domande precise a cui rispondere in quelle 3 settimane e siamo intellettualmente onesti nel dire che cosa ha risposto il consumatore, la persona che ha partecipato a quella specifica domanda. È stato un successo o no? Sì, è stato un successo, ci mettiamo altri soldi, andiamo avanti. No, non è stato un successo, allora cambiamo e reiteriamo. Quindi questi, secondo me, detti in termini molto semplici, anche di tutti i prototipi che ci sono stati mostrati, proprio in soldoni molto semplici, è partire dal consumatore, trovare un'idea semplice da testare velocemente, imparare sulla base di quello che impariamo, non importa fallimento o non fallimento, andiamo avanti e reinvestiamo se veramente vale la possibilità. Secondo me questa è
lo shift di mentalità che dobbiamo fare e come italiani portare avanti il gusto, il bello, quello che abbiamo che poi ci rende insomma ammirati da tutto il mondo, e quello che invece noi abbiamo da imparare da fuori, che io ho imparato, è stato: tagliamo i fronzoli, tagliamo il superfluo, quando c'è da vincere concentriamoci su quello che conta, quindi è quello che vuole il consumatore, testarlo velocemente e andare avanti reiterando. Grazie. Non so se Massimo Pascotto, se è ancora collegato, se anche lui vuole portare una conclusione a questo dibattito. Sì, sono ancora qui. Assolutamente, sono ancora qui. No, una cosa veloce, è una cosa che non ne parliamo tanto ogni tanto, ma è la pazienza. Abbiamo la tendenza a credere che, soprattutto sugli esempi di start-ups recenti degli ultimi 10 anni, che innovazione sia semplice, sia veloce. Innovazione impiega anni ad incubare e quindi c'è una buona probabilità che la tua prima idea è quella sbagliata. E ho notato questa tendenza nei giovani adesso a non aver pazienza, a pretendere un risultato immediato. Google è creato, non era nato con l'intenzione di creare una delle più grandi piattaforme marketing. Stanno solo sperimentando per capire come dare importanza ad un sito quando ci sono altri siti che facevano il link a quel sito. E poi si sono accorti che potevano creare uno dei motori di ricerca più potenti, l'hanno fatto e da lì hanno creato una piattaforma. Ma cosa hanno impiegato? Hanno impiegato 5-10 anni a svilupparlo. Facebook non era nato come per fare distruzione del social media. Airbnb è nata su un problema che 2 ragazzi avevano a New York, che non avevano soldi per pagare l'appartamento e hanno iniziato a affittare una stanza con un materasso, per quel motivo è chiamato Airbnb, un materasso gonfiabile, e poi da lì hanno capito perché non creiamo un'applicazione e hanno iniziato un lavoro duro di anni in cui hanno cercato di far capire che tutti i post dovevano qualità, quindi andavano a bussare alle porte di tutta la gente per cercare di migliorare le immagini, e da quello poi è diventato quello che è una delle più grandi distruzioni per quanto riguarda il settore alberghiero, perché sono più grandi di Marriott e di Booking.com. Quindi direi pazienza, tanto lavoro, non aver paura di capire che una delle prime tue idee è quella sbagliata. Bene, grazie. Beh, poi tu sei un maratoneta, quindi lo sai bene che cosa significa la pazienza e la perseveranza, insomma, no? nel raggiungere gli obiettivi. Siamo arrivati alla fine, oltre anche un po' i tempi che ci eravamo dati, ma insomma c'erano tante cose interessanti da ascoltare oggi. Luisa Forte, se non è scappata, no? È qui con noi, vicepresidente di EFASCE, avrà questo difficile compito di provare a dire qualcosa di conclusivo dal punto di vista di chi ha organizzato, insomma, questo incontro di oggi. Sì, buonasera a tutti e grazie sia a voi che siete presenti e avete resistito fino alla fine, a chi dall'altra parte dell'etere, insomma, ci sta seguendo e sta vivendo con noi questo momento strano e particolare di un convegno fatto online per la maggior parte. Ecco, avete già anche i nostri relatori hanno già ben definito quello che sono in sintesi i contenuti, insomma, delle varie esperienze che qui sono state portate. A me così sembrava di poter cogliere come suggerimento per la nostra associazione, per il nostro ente e per gli enti che si occupano di emigrazione alcuni spunti, insomma. Ad esempio, anche noi abbiamo bisogno di entrare in questa dimensione della connessione fatta per migliorare, fatta per modificare, capace di rinnovarsi,
C'è una sorta di innovazione che deve avvenire anche dentro le nostre associazioni, dentro i nostri enti, che devono tener conto delle nuove esigenze. Quindi è uno stimolo, io credo, anche tutto quello che abbiamo sentito in questo convegno, anche per noi, per rinnovare, per pensare a quale creatività possiamo cogliere dai nostri segretariati all'estero, cogliere dalla realtà del nostro territorio, cogliere dalle eccellenze della nostra regione Friuli Venezia Giulia che sono in giro per il mondo, e vedere come, anche accettando una cosa come il fallimento, è stato interessante questa sottolineatura, per me nuova letta in questi termini, accettando il fallimento di dire, proviamo questo progetto, non funziona, ne proviamo un altro, entro i limiti naturalmente che anche le nostre, le direttive che ci vengono date. Ecco, anche qui per esempio per la Regione potrebbe essere uno stimolo, no? Noi dalla Regione riceviamo i fondi per poter fare tutte queste attività, le attività dell'ente. Abbiamo bisogno anche di una certa elasticità, di una certa freschezza, anche possibilità di modificare anche come stiamo facendo e come in effetti la Regione in questo periodo ci ha dato la possibilità di fare, no? Questa nuova situazione del lockdown ci impone di ripensarci e ci impone di velocemente provare altre soluzioni, questa funziona, questa non funziona, eccetera, sempre con lo scopo di essere vicini ai nostri corregionali, sempre con lo scopo di far conoscere la nostra realtà regionale, valorizzandola e valorizzando anche chi dall'estero può proprio essere da stimolo, può essere la fonte di questa innovazione, no? Noi abbiamo bisogno di aprirci come associazione, come ente, e la nostra regione ha bisogno anche di queste persone per un contributo che possono dare. Ecco, una cosa che però mi sento anche di dire e che ho sentito insomma in questo convegno, un altro aspetto che dovrebbe guidare il nostro lavoro come associazione, come ente, la collaborazione. È stato per me veramente, mi ha aperto il cuore vedere stasera così tanti rappresentanti delle istituzioni e degli enti locali, eccetera. Quindi perché vuol dire che possiamo fare qualche cosa insieme, e che anche l'amministrazione vede in questa associazione qualche cosa che può essere utile e importante. E un'altra collaborazione nella modalità del lavoro di squadra. Da soli non si arriva da nessuna parte, qualcuno ha detto stasera, abbiamo bisogno di tutti e abbiamo bisogno di una collaborazione anche solidale. È interessante quello che è stato detto stasera, no? Anche l'innovazione può portare a delle disuguaglianze. E le nostre associazioni in giro per il mondo non hanno tutte le stesse risorse, non hanno tutte le stesse possibilità, non hanno tutti quanti le stesse situazioni né economiche, né tecnologiche, né di libertà politica, come è stato anche detto, perché io prendo a cuore questo, no, anche richiamo al Venezuela e a tutte le realtà che ci chiedono anche qui di essere collaborativi e di dare delle risposte come associazione per quelle che sono le nostre competenze a queste esigenze. Ecco. Bene, grazie Luisa. Presidente Gregoris, una battuta conclusiva, altrimenti poi dichiariamo chiuso. Sono arrivati tanti stimoli, forse anche troppi per un'associazione come la nostra, no? che non ha... L'avete voluto voi, avete scelto questo tema. Vorrà dire che invece di mangiarli tutti, li mangeremo un po' alla volta, li faremo nostri un po' alla volta e proseguiremo, perché abbiamo tracciato una nuova strada, anche di parlare e di lavorare con i nostri corregionali all'estero.
sostanzialmente ripeto un po' quello che dicevo prima. Tanti anni fa friulani andavano all'estero e là hanno costruito, come dire, una gran parte, no, insomma, una buona parte del mondo, no? Chi faceva il muratore piuttosto che... molti hanno costruito anche una fortuna, si sono fatti onore in tutti i campi. Oggi tanti giovani, condizioni diverse, però tanti nostri giovani sono all'estero e si stanno veramente facendo onore, e qui quattro chiacchiere ce lo ha dimostrato chiaramente. Allora, la strada indicata è quella di facciamo lavorare assieme, mettiamo assieme, perché credo che chi va all'estero a fare fortuna, speriamo, ma soprattutto a fare fortuna nelle aziende dove lavorano, sia in condizioni di girarsi e di dire anche noi, avendo un'esperienza peraltro non acquisita in paesi con tradizioni diverse, con leggi diverse, eccetera, di rivolgersi un momentino a noi per capire cosa dobbiamo migliorare, cosa possiamo fare, cosa in Italia, in questo caso non interessa, ecco, la Regione. E questo è il tentativo che cerchiamo di mettere in piedi, proprio quello di dire questi benedetti giovani, questi benedetti migranti, tutte queste persone, vabbè, dateci una mano, aiutateci perché c'è il bisogno di ripartire e soprattutto di non commettere gli errori che molto spesso abbiamo commesso in passato. Questo direi che è un po' il compito che ci sentiamo di assumerci e proseguire anche nel nostro prossimo impegni che non ci vedranno ovviamente nella possibilità di viaggiare, quindi di incontrarci, ma che con le tecnologie che abbiamo a disposizione penso riusciremo ugualmente a fare un buon lavoro. Grazie e ancora un saluto a tutti coloro che sono ancora in ascolto, li abbraccio. Benissimo, grazie a Gino Gregoris, agli ospiti che sono venuti con noi stasera, a quelli che sono collegati. Un saluto a tutti quelli che sono collegati dai vari paesi del mondo. Ricordatevi che questa è la vostra terra, che vi accoglie a braccia aperte, ma che ha anche bisogno di voi, come ci ha ricordato il Presidente di EFASCI. Dichiariamo chiuso allora il 43esimo incontro dei corregionali all'estero e arrivederci al prossimo appuntamento.